Eccoci qua, amici bellini. Mamma mia, quanti commenti. Io spero che funzioni tutto. Mi devo ricordare come funzionano le live. Ma molto buona la prima, tanti spunti interessantissimi. Adesso vi leggo e lo so, scusate il ritardo, ma ho fatto un errore di calcolo. Non ho calcolato il, il cooling break praticamente. E quindi la prima sorpresa. Sigla. Cade, resta nell'ombra chi finge, scolpisce la storia, la polvere si alza, il pubblico urla, questa merda è rock, o rianima il lord. Amici bellini, nottate per la gloria. Allora, breve perché le cose devono essere più brevi, non si possono fare 150 conferenze all'anno e non si possono fare sigle troppo lunghe perché io da utente poi anche io mi scoccio. Allora, è bassina, perfetto, ok, bravo Brock, questo mi dovete poi perché io poi devo fare gli aggiustamenti tecnici, ma ci siamo. Allora, molto bene. Pomperaggio required senza dubbio, mentre invece Valentino va proprio sul 5. Però attenzione con questa mano perché poi Inzaghi, eccetera, eccetera. Andiamo con molta calma a divertirci. Non ti ha convinto? Mannaggia. Ma si sentiva bene? O forse deve essere più lui, deve arrivare. Vabbè, devo riguardarmela io l'inizio della live, altrimenti non va bene. Allora, i like, spolliciate come dite tutti e cominciamo col dire che bello, che bello, che domani vedrete una reaction che lagga un po' all'inizio ma poi si aggiusta, quindi datemi sicuramente un po' di fiducia. McTominay ricomincia da dove aveva lasciato. Il sigillo di Kevin è simbolico anche perché non è nemmeno voluta, perché con là la stai mettendo dentro, però certi giocatori hanno dentro di sé anche C'è della live in l'istinto questo e la supporto. cosa. 8 re per una corona. No, è fortissimo. A me piace molto. Poi si devono abituare gli amici bellini. Noi eravamo già pronti. Esatto. Allora, ringrazio Michele. E poi prendo tutti i vostri commenti, ragazzi, eh. Andate di like. Non lo so se c'è l'hype nelle live. L'hype. Live. Allora, Giuseppe, voglio prendere Giuseppe perché questo è un messaggio che sì, lo diranno probabilmente in pochi, specialmente su alcuni social, a differenza di altri. Io invece lo dico, e lo diciamo e lo abbiamo detto in tempi non sospetti. Pulitissimo, perfetto, e va bene il non... insomma, il volere anche vedere i nuovi va benissimo. Io dissi una cosa al tempo dell'arrivo di Rachmani, dissi non ho fretta di vederlo, nel senso che stavano funzionando altre cose. Poi Rachmani piano piano si prende il suo spazio e diventa un punto inamovibile. Penso che lo stesso si potrà dire di Beukema, che ha sicuramente delle qualità. Però Conte è stato molto chiaro, poi si può essere d'accordo o no. Però almeno è stato chiaro, noi possiamo unire i puntini e possiamo tranquillamente aspettarci delle cose. Come lui ci ha detto, io parto dalle mie certezze, nel frattempo che gli altri si mettono al passo con i compagni. Juan Jesus, lo stesso ha riguardato Meret. Poi Meret sono convinto che anche oggi sarà un tema, perché forse, se vogliamo, è quello che ha convinto di meno, per qualche disimpegno, per qualche rischio che si è preso. Dopodiché il resto, Lang, eccetera, eccetera, li vedremo con calma. Li vedremo con calma. Prendo il resto. Guerra civile su Lucca. Ma secondo me Lucca non ha fatto una cattiva partita. Ne possiamo parlare sicuramente. C'è della live in Non questo credo. supporto. Il Mario! Che bello Mario, non sei nemmeno più Marietto per me, sei Mario perché ti abbiamo visto crescere con noi e sei cresciuto e stai crescendo e sei un punto di riferimento per il futuro. Ti ringrazio, ti bacio. Avanti Napoli, si vedono già tante belle cose, tante cose belle, sono d'accordo. E la parola d'ordine che ho detto agli amici sul gruppo Telegram a fine primo tempo è asimmetrico,
non mi devo dimenticare, questa è la parola che ogni tanto non mi viene, ma che conosciamo già da tempo, la simmetria, nel senso non una squadra piatta che ha lo stesso tipo di schema a destra e a sinistra. A destra si sviluppa, a sinistra non c'è sempre lo sfogo, però McTominay da esterno sinistro, che si accentrava molto in fase di possesso, è stato comunque decisivo perché crea uno scompiglio che tu non ti aspetti. E l'altro pensiero è, se tu ci aggiungi un difensore, un terzino come Gutierrez, che di natura, che distinto va di più di Olivera, poi vediamo se Conte non lo vuole equilibrare in un altro C'è della modo, live in questo perché comunque è supporto. equilibrato. Però è un tema che sicuramente sarà interessante sviluppare. Caro Alessandro, tu sei l'unico che io non riesco e non posso e non voglio neanche pompierare. E va bene così, va benissimo così e ti ringrazio sempre. Ma la tua fotoprofilo che cos'è? Un pallet? È un pellet? Che è? È una cosa dove si mette la frutta? Perché sono curioso di capire. Comunque, grazie sempre. Ah, bellissimo DP, mamma mia, che bello, che bello. Mi ero un po' stufato, eh. I numeri si fanno col calciomercato, non lo posso negare. Perché stranamente ho fatto più numeri con i nomi di mercato che non sulla conferenza di Conte, che era un mio punto di forza. Ma è naturale, lo capisco, la curiosità di sapere nomi nuovi, di capire chi sta arrivando, chi non sta arrivando. E abbiamo ancora un po' di giorni di mercato, una settimanella da affrontare, però aspettatevi insomma contenuti con l'analisi tattica, perché è la cosa che mi diverte di più. Poi i nomi di mercato, ovviamente adesso abbiamo un pensiero fisso, quest'idea di Højlund, della punta, il centrocampo, sicuramente ne parleremo, però è bello poter tornare a parlare di campo. Lucca verrà ammonito spesso, occhio alle espulsioni. Allora, io ti dico subito, Francesco, che quel fallo che lui ha fatto nel primo tempo a me è piaciuto moltissimo. Questo è un tema che ho introdotto qualche anno fa. Spendilo il giallo, spendilo un fallo, magari speriamo sia giallo. Nel primo tempo l'arbitro ha avuto un atteggiamento solo di richiamo nei confronti di tutti, e poi era evidente, forse l'avrà detto anche in maniera chiara. Dal secondo tempo si finisce, questo è l'ultimo fallo, dopodiché si comincia ad ammonire. Il fallo che fa sulla Rienté, per me quello che fa Lucca è giustissimo, perché troppe volte il Napoli, per essere troppo morbido, si fa superare, può capitare, ma poi buttalo a terra, come ci hanno fermato tante volte noi. Superiamo un uomo, poi ci fermano e dobbiamo ricominciare da capo. Proprio quello che è stato fatto, Laurienté se n'era andato, lo butti a terra e loro poi devono organizzarsi con un calcio piazzato e tu ti riorganizzi. Quindi quel fallo là per me, benedetto. Il fallo dove viene ammonito, un po' di irruenza fisica sicuramente, ma secondo me è anche figlio di quel primo tempo. Quindi ovviamente non bisogna esagerare, però l'idea di fare il fallo, non dico sistematico, ma un fallo intelligente, io lo apprezzo. Voglia di dimostrare. Sì. Non si sente pronto. Non lo so se non si sente pronto. Secondo me è responsabilizzato. Sicuramente è un altro che avrebbe potuto e avrebbe dovuto forse avere un po' più di tempo a disposizione, di lavoro e di conoscenza dei compagni, per poi farsi trovare pronto al momento giusto. In questo momento viene buttato nella mischia subito, ovviamente, e va bene. Però ha fatto delle sponde. Io non voglio mischiare la mia memoria con quello che ho fatto nella simulazione sul canale gaming. Però secondo me delle cose interessanti le ha fatte. Poi è chiaro, non ci possiamo aspettare un attaccante agile che quando lo lanci in profondità con due falcate, perché Osimhen era alto e di testa bravo, però aveva una falcata rotonda, come si dice, cioè andava gazzella veloce. Invece lui è un pochino più macchinoso, ma proprio fisicamente si vede. Direi di non dare giudizi troppo affrettati. Ma che cos'è KDB? È uno spettacolo, caro Marco. Qualcosina l'ha sbagliata anche lui, nell'analisi, nell'onestà ovviamente della partita, è chiaro. Però ci sono delle cose, ci sono dei passaggi illuminanti che lui vede e che fa, e che adesso sono i compagni di squadra che devono fidarsi che la palla arriva,
che ne può sbagliare una, due, ma poi la terza la mette buona, e quindi devono fidarsi i compagni di squadra che la palla probabilmente arriverà. In un paio di occasioni, secondo me, sia Lucca, forse anche Rachmani, non so se l'aspettava, quella là, si devono fidare, devono essere più pronti ad andare verso il pallone, verso lo spazio dove il pallone probabilmente arriverà, e ci divertiremo. Io di KDB devo sottolineare altro, perché la qualità la sapevamo, la rifinitura la sapevamo. Io devo sottolineare di Kevin la cultura del lavoro, perché io mi aspettavo 2-0, fai riposare Kevin, perché 34 anni, lo vogliamo gestire, fai riposare Kevin, sposti magari McTominay al suo posto, fai entrare Lang. Kevin l'ha fatta tutta, e l'ha fatta anche rincorrendo gli avversari con grande umiltà, con presenza, facendosi sentire. Quando poi è il momento di fare il falso 9, poi si sono alternati molto, questo è importante dirlo, perché poi diamo delle etichette anche al sistema di gioco e non è detto, però con una cultura del lavoro incredibile, spettacolare. Politano rinnova fino al 2028, signori, un altro assist, e noi possiamo lamentarci quando vogliamo, però è efficace, non si può dire altro, fa il suo lavoro. È bello che sia entrato Neres un po' più presto, però. Questa è una cosa che sottolineiamo, e che se Conte conferma per tutta la stagione, secondo me c'è la chiara volontà di gestire un pochino meglio il minutaggio, perché quest'anno ci saranno più partite e non si può rischiare. Sapere che Neres è un po' più avanti e Conte si fida di fargli fare anche un po' il lavoro sporco, 76esimo entra Neres. Poi dopo addirittura vediamo sia Neres che Lang insieme in campo. Ovviamente partita indirizzata, senza dubbio, però importante tutto questo. Vuttaveni Højlund, finalmente un attaccante vero che corre e sa toccare il pallone. A me Højlund piace molto, senza dubbio. Se dovesse arrivare è veramente un gran colpo. Non era il mio preferito, se lo metto sulla scala con Zirkzee, perché lo vedo e lo giudico più associativo, Zirkzee più tecnico. Però Højlund è uno che butta le porte a terra se gli dai un po' di spazio, questo senza dubbio. C'ha accelerazione, c'ha presenza fisica, è giovanissimo, quindi c'ha possibilità anche di migliorare. La Serie A l'ha conosciuta subito, e quindi non mi dispiace affatto. Bene l'esordio di Vergara, bene anche come concetto, nel senso che non ci mettiamo paura di metterlo. Ripetiamo sempre però una cosa: partita sul 2-0 con un uomo in più, quindi ti puoi permettere anche certe cose, però è uno di quelli che ha dimostrato in parecchi ritiri, non solo in questo, di poter dire la sua. Poi è chiaro, come caratteristiche si può discutere, perché non so quanto sia quello fisico che potrebbe tornare utile a Conte, però un po' di qualità non fa male. Quando hai qualità, comunque, e l'idea di tenere il pallone più degli altri, va bene, va più che bene. Mario, non capisco se sono abbonato o no, non vedo la stellina, amico mio, però ci sono anche degli abbonati senza stellina, perché ricordo a tutti che il Kofi, dove sta? Il Kofi sta qua, oi? Il buongiorno si vede dal mattino. Ecco, è Tore. Molti stanno scegliendo... C'è della live in questo supporto. Aspetta, c'è Claudia. Fammi dire questa cosa. Molti stanno scegliendo come opzione di supporto quella di Ko-Fi, che poi è Kofi perché è Coffee. Ed è bene, perché è bene differenziare sempre, perché se poi viene meno una cosa, come avete visto qualche mese fa che venne meno YouTube, io a piedi per fare vado un po' in difficoltà. E invece con la possibilità di differenziare, anche senza la stellina, anche senza il badge e le emoji, uno è abbonato lo stesso e si entra nel gruppo Telegram. Quindi scrivimi in privato, amico mio, e ringrazio tutti mi scrivessero in privato, io poi rispondo sempre a tutti, e ringrazio Claudia, abbonata di grande lungo corso, buona la prima, grande McBacco,
Perché McBuck, mo? Che significa? Voglio capire che cosa intendi. McTominay, McBucco, Mac... Fammi capire che cosa intendi, perché può essere non la sto capendo. Però ti ringrazio a prescindere. Allora, cosa ne pensi dei falli che Lucca si prende come Osimhen? È esatto, il mettersi davanti, il prendere falli non perché sei uno che ha il dribbling fulminante, ma ti prendi i falli fisicamente, cioè il mettersi davanti al pallone, il difensore non riesce a toccare il pallone e in qualche modo ti prendi il fallo. Quindi questo è una delle sue caratteristiche che dobbiamo sfruttare, anche perché, ragazzi, non dico che è una novità assoluta, però subire dei falli al limite dell'area e avere a disposizione un calcio piazzato con uno come Kevin che te la può o mettere in testa a qualcuno o può provare il tiro direttamente è una bella sensazione, onestamente. Vergara è entrato, nella lista di Valerio cambierei colore di Vergara con Asa, sono d'accordo. Nella lista provvisoria Khedira ha già preso il posto di Lukaku, Colisaco in direzione Serie B come Asa. Sì, di Asa se ne è parlato pochissimo, caro Serpico. Sì, tu mi stai dando una mano a tenere conto di tutte le liste. Sì, Vergara, vabbè, questo permettete di permettere, come intuizione, sai, perché non sa niente, non ho nessun informatore. Però mi ero reso conto che insomma Vergara fosse, almeno agli occhi di Conte, un po' più pronto di Asa. Asa molto volentieri, C'è della live in ha questo di fare supporto. un sacco di cose in ritiro, però Asa forse più di lui fisicamente un po' più pronto. Shedira è chiaro che tu non te lo levi ancora, probabilmente Shedira meglio di Ambrosino, su questo sono meno d'accordo con Conte, perché poi Shedira ti occupa un posto, però bisogna vedere quando sarà. Ma quindi le rosse non sono state già definite perché deve chiudere il mercato. Adesso vediamo, non iniziamo a buttare fango sui nuovi, direi proprio di no, mi sembrerebbe assurdo. Io ho fatto tanto di video introduttivo C'è della live in sul questo canale supporto. a dire questo è un posto sicuro dove cerchiamo di essere più equilibrati. Piano con i giudizi, ma forza Napoli, e direi che questa è una somma importante. Perché poi la capacità di sintesi di uno scrittore, il quale noi abbiamo, è quello. Piano con i giudizi, ma forza Napoli, nel senso che uno può anche essere contento. Piano con i giudizi in entrambi i sensi, nel senso non dobbiamo dire ma fatta, perché anche la prima di Garcia andò bene, onestamente, se le dobbiamo ricordare tutte. Sai, come prima partita con lo scudetto addosso, però ci sono tutti altri presupposti, ovviamente. C'è la continuità del lavoro, c'è una credibilità diversa in panchina, e poi c'è Oriali. Quindi andrei tranquillissimo sotto questo punto di vista. Allora, Angioletta, che acquisto è stato Scott? È devastante, si prende tutto quello che vuole, l'egemonia di Scott McFadden. Hai ragione Angela, e se avevamo qualche dubbio sul fatto che con McTominay, con De Bruyne, forse McTominay un po' in ombra, no. Assolutamente no. Dominante, assolutamente, tempi di inserimento fisicamente bestiale. Voglio capire quanti chilometri ha fatto alla fine, perché lui esce all'89esimo, mentre Lobotka all'82esimo ha avuto 7 minuti per provare a fare più chilometri di Lobotka, perché in questa partita ne ha fatti di più Lobotka. E qua probabilmente possiamo anche spiegarcela con il fatto che sulla fascia è una cosa e Lobotka più solo con questo 4-1-4-1 copre più campo anche a livello orizzontale. Grandissimo lavoro di Stani. Allora, McFadden se lo mangia De Bruyne, direi di calmarsi. Alfio, ti vedo molto molto tranciante. Devono giocare insieme, devono mangiarsi entrambi gli avversari. Poi è chiaro che McTominay sta nel pieno della sua maturità fisica di atleta e sarà straripante molto di più di De Bruyne, deve fare tutto un altro lavoro ed è bene che lo facciano insieme. È molto simbolico ed è molto bello che abbiano segnato entrambi, anche se
il gol di De Bruyne viene da un calcio piazzato che poteva essere un cross, ma è molto simbolico, piace. La cosa più bella della partita è quando KDB si avvicinava alla palla per battere le punizioni, sensazione che non provavo dai tempi di André Cruz. Giovanni, che Cruz, cosa mi ricordi? E manco ne segnò tantissime, se poi andiamo a vedere. Però era quello specialista che poi ci è mancato per tanti anni. Per la prima volta non è Scotti, il primo per chilometri percorsi ma Lobo, seguito da Lucca. Secondo me con il nuovo assetto, ruotando molto il centrocampo, non deve coprire tutto da solo, che dici? Esatto, Vale, è proprio quello di cui stavo parlando, mi ha letto nel pensiero. Sarà molto interessante vedere le posizioni medie, sarà interessantissimo, io non ho visto ancora niente, di solito SofaScore le mette subito durante la partita, io non ho ancora cliccato niente, mi sono voluto godere la partita proprio nel godere di quello che riuscivo a vedere al momento. Scusate, questa telecamera ogni tanto si spegne. E sì, però c'è da sottolineare sempre l'asimmetria. Poi quando perdi palla tu ti risistemi. Ecco, il 4-1-4-1 è il modulo che tu leggi nel momento in cui sei in fase difensiva. McTominay si mette sulla sinistra e va a coprire quella zona, a guardare il terzino avversario, e si ricompattano Anguissa e lo stesso De Bruyne, e poi a turno vanno verso un centrale. Però quando il Napoli prende la palla li devi andare a prendere tuo avversario, perché McTominay lo abbiamo visto anche a destra, quindi fare quel sovraccarico che faceva lo stesso Anguissa con Zielinski a sinistra nell'annata di Spalletti l'abbiamo visto ancora di più, quindi quel sovraccarico che si faceva Zielinski, Kvara, Anguissa, lo stesso Olivera con Mario Rui che si facevano di là. Adesso si è spostato tutto sulla destra con la catena con Di Lorenzo, Anguissa, Politano, anche McTominay va di là, si accentra anche Olivera, non c'è nessuno a sinistra, a tutti gli effetti non c'è nessuno, però quando poi fai quel sovraccarico puoi riempire l'area, quindi Olivera può entrare in area, lo stesso McTominay, se non è andato fino in fondo, va ad affiancare Lucca, arriva De Bruyne, arrivano gli altri, quindi è interessante. Cioè se uno mi viene a dire no ma Conte è solo difensivo eccetera eccetera, è veramente deprimente. Se uno è peccato che non si vedono tutte queste cose, che sono soluzioni, che sono scelte, che sono studio. Poi può funzionare o no, ma non è fatto a caso, quindi è bello. Ma vogliamo parlare anche della prestazione impeccabile di Olivera in fase difensiva? Sì e no. Impeccabile non riesco a dirlo, perché una briochina se l'è fatta fare, però ha recuperato dopo la briochina. Pulito, sistemato il ciuccio di fatica. Quando io pure dici il ciuccio è perché il ciuccio è quello, proprio la rappresentazione dell'amma fatica, del stare là. Olivera ha fatto una cosa però molto importante e va detta. Dove sta? Me lo sono scritto. Meret male da fuori. Quando è arrivato quel tiro da fuori su quel centrale difensivo, non riesco nemmeno a pronunciarlo, e Meret l'ha spillata, di spill Meret l'ha spillata, la Olivera fa una protezione su Berardi, credo, importantissima, quindi voto alto. Olivera uno dei meno bene, sì, e sia quello che ti stavo dicendo, però voto alto per quella cosa là, per quanto mi riguarda. Si vede che ci sono alcuni meccanismi da oliare, sì, nel primo tempo c'era un po' di confusione nelle rotazioni di centrocampo con un po' di distanza nei reparti, sì, ma secondo me era anche previsto. Comunque il Sassuolo gioca a calcio, il Sassuolo ha dei giocatori, io non voglio poi, vorrei aspettare almeno la prima asta, prima di parlare degli avversari, se no mi sgamano tutte le tattiche, le cose, e mi marcano in fase d'asta e nelle buste. Vorrei stare un po' quiet, però vabbè. Non sottovalutate KDB, se gli altri leggessero i suoi passaggi alla velocità con cui li concepisce e li esegue, è qua, infatti toccherà probabilmente ai compagni mettersi a livello di quelle idee di passaggio. Sono d'accordo, Anguissa partitona di Anguissa, presente, si è fatto sentire, ha giocato pulito, ha giocato fisico, non è facile, anche perché poi devi schermare ogni tanto, ma devi comunque andare,
quindi un doppio lavoro che anche sa oggi ha fatto molto molto bene. Ringrazio il Fabio Versatile che dà il benvenuto all'amico Carlo che si è abbonato al canale. Ripeto a tutti quelli che si abbonano col mensile su Ko-fi o su YouTube, sempre di scrivermi in privato sui canali mini social, di modo che io appena finisco la live posso aggiungervi al gruppo che pullula e dopo ascoltiamo anche i messaggi vocali. Non mi scami tutto, Massimo. Non dico. Centrocampo top, KDB a tutto campo, Lucca generoso. Spill quando fai cadere qualcosa, esatto. Però non ha lo stesso effetto, perché proprio quando spilli la palla, cioè che la tieni e cade, non ha lo stesso effetto, è così. Io veramente non ho più parole per descrivere Scott. Anche sta partitone lobo motore, KDB con il tempo farà la differenza. Come si fa a levare uno dei 4 per stanchezza, turnover o contro altre squadre? Esatto, Alessandro, non mi voglio porre il problema. Questo è un tema che spesso poi, perché le trasmissioni hanno poco da dire. Ve lo ricordate quante volte? Ma come si fa a togliere Osimhen con Raspadori che si gioca così bene? Si toglie quando poi ci sono dei giocatori di grande livello. Qua poi deve fare il salto di qualità il Napoli. Se tu c'hai dei giocatori che poi ti cresce Lang, devi inserire Gutierrez, puoi inserire gli altri giocatori dove hai migliorato la panchina, là c'è il salto di qualità vero, la gestione dei quali, degli stati di forma, la gestione dei giocatori, non li fai spompare che poi arrivi a rischio infortunio, è lì. E non dobbiamo prenderci collera se ogni tanto la formazione titolare non sarà la nostra preferita, perché lo voglio ricordare, ci saranno sempre dei dati fisici, oltre che idee tattiche che non possiamo sapere a prescindere, che ti diranno a te allenatore, dici questo qua magari fallo riposare un pochino, alcuni cambi che noi voglio il cambio adesso, magari sono al risultato ottenuto, sono scientifici, sono i minutaggi scientifici per durare tutta la stagione. Quindi quello proprio dobbiamo fare, gestire sotto questo punto di vista. In questo caso Conte ha optato, e ce l'ha detto chiaramente, i migliori che ho. I migliori che ho non significa i migliori tecnicamente, i migliori, quelli più pronti, quelli che conoscono il mio calcio, quelli che sanno già quello che devono fare, e poi loro in campo messi in modo da non snaturarli. Ah, è bello, dai, è bellissimo. Allora, sì Mario, me l'hanno proposto gli amici del gruppo e lo voglio fare. Credo di avere la giornata sia ideale, quindi potete segnarvela. Live sorteggio Champions, ce la facciamo, sperando di non dover fare nessun Basilea, ragazzi. la facciamo la live. Claudia, Vale, secondo te gli esterni, Lang e Neres, finiranno per essere una scelta da partita in corso e il centrocampo, come l'abbiamo visto oggi, diventerà il piano gara preferito? Io credo che ad oggi sì. Neres è un po' più avanti di Lang come conoscenze del gioco di Conte, però Politano sta più avanti di Neres, quindi già in teoria, e per come è andata, sono contento che sia andata così, mi fa piacere non vedere il Neres adattato a sinistra, perché poi per fare il lavoro che dovrebbe fare un lavoro molto diverso da quello di McTominay, che invece accentrandosi funziona. Neres da sinistra che si deve accentrare è un altro paio di maniche. Quindi mi fa piacere che Neres può far rifiatare Politano e ce lo vediamo a destra, dove a me sembra sempre più ispirato e sempre più performante. Per quanto riguarda Lang, io resto con grandi aspettative, gli do tutto il tempo, gli do anche un anno. non mi interessa, perché le qualità tecniche le ha dimostrate. Poi deve dimostrare che a livello di testa si mette al pari con gli altri, e nel frattempo, come per Rachmani anni fa, non ho fretta di vederlo in campo bruciarsi. Se possiamo funzionare all'inizio così, andiamo alla grande così. Giulio Giliberti, amici, poi io ci tengo a dire anche un'altra cosa. Io cerco di tenere a mente tutti i nomi possibili. Io ho dimenticato tutta la matematica, ricordo solo canzoni e i nomi, e i vostri nomi e qualche calciatore. Se siete già, perché a volte esce scritto became a member, ma è semplicemente un rinnovo per chi è già abbonato e magari vuole essere inserito, non è ancora inserito, scrivetemi sempre in privato. Se invece già ci stai e magari su Telegram ognuno tiene un nick diverso, mi fate uscire pazzi,
Comunque, grazie e benvenuti. Allora, spicci. Noah Lang farà la fine di un ass, stessa capace che over. Ecco, vedi, questo proprio non mi fa impazzire come tipo di atteggiamento a livello di commento. Che ne sai? Che ne sappiamo? Puoi avere un'intuizione come le posso avere io sicuramente, quindi non ti dico che non lo devi pensare, lo puoi pensare, però how about you say, invece di farà, sicuro, sentenza, o il dubbio, la paura che potrebbe fare, per dire, perché pure un hai ragione, perché un ass era un fringuellino dotato di grande tecnica e di grandi possibilità, e poi di costrutto calcistico, di atleta calcistico non ne avevi. Magari potrebbe accadere, speriamo di no, se lo vogliamo scrivere. Però vi rendo conto che anche nella brevità di mandare un messaggio non si può fare. Il Marietto risulta abbonato, io la vedo la stellina, non esce scritta qua la stellina, ma io la vedo. Poi il paragone con Lindstrom, mi sembrano proprio il sole e la luna. No, Lindstrom non lo paragoniamo con nessuno, per favore. È brutta delusione. Brutta delusione Lindstrom. E no. Andiamo avanti. Mertens è stato 3 anni a Napoli dal 2013-14 fino al 2015-16 senza mai partire titolare. Poi sappiamo com'è andata. Calma con Lang. Lala Lang. TP. Poi non mi allargo nemmeno a quel livello, perché Mertens quando entrava a me sembrava subito comunque efficace e non mi sembrava fumoso mai, mentre nelle amichevoli che abbiamo visto a volte un po' di fumo e a volte il non puntare, però quello è figlio del non voglio strafare, se no mi gioco le possibilità che ho con Conte. Paragone con Mertens nemmeno lo voglio fare perché è troppo presto, però come esistono gli Unas esistono i Mertens, quindi resto aperto. Calma con Mertens. Esattamente. Una delle cose di cui sono più contento è il fatto che il Napoli sta riuscendo a costruire senza fare troppi errori sotto pressione. Bravo Francesco, tema importante. Il Napoli è uscito dal basso, il Napoli non ha fatto la pallata su Lucca, che era una delle possibilità. Dici, vuoi vedere che con Milinkovic-Savic la voglia di Conte è di fare la pallata su Lucca e poi l'inserimento dei centrocampisti? Assolutamente no. Mo non so perché, non credo perché non ci fosse Milinkovic-Savic, ma la scelta con Meret è stata quella di giocare coi piedi da dietro sulla difesa, fare scambi di prima, farsi pressare anche e uscire bene, e il Napoli 4-5 volte l'ha fatto egregiamente. Quindi ancora una volta difesa e contropiede, le etichette che sono state date a Conte non sono perfette. Mi sposto perché siamo alla mezz'ora per cominciare ad ascoltare un po' di vocali. Vediamo se tutto funziona, perché non lo faccio da una vita. Allora, torno un po' indietro perché ne siete tantissimi. Ma facciamo notte, alla grande proprio, alla grandissima. Ciao Valerio, tutto a posto? Penso che può cominciare da qua. Ciao Valerio, buonasera a te e a tutti gli amici bellini. Lo stoppo e vi chiedo, l'avete sentito? Proprio per avere la certezza che si sente tutto bene, perché se non si sente non voglio fare... Angelo, per Guido ti faccio una sorpresa dopo. Datemi conferma che si è sentito, altrimenti ci sentiamo vocali che li sento solo io. Ok, perfetto, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti volevo chiedere una cosa, noi ovviamente, vabbè, vedremo poi la live reaction, Sì, però una cosa ce la puoi almeno anticipare. Sì. Ma tu, durante il periodo di tempo in cui Lang è stato in campo, ti sei alzato dalla sedia? Dici la verità, però spassionatamente, la verità. Sei uno struppolo. Non mi sono alzato. Anzi, però con grande curiosità l'ho osservato per capire se, e non ha puntato l'avversario, l'ha data indietro, ha toccato 1, 2, 3 palloni, forse nemmeno, e un paio di volte, ti devo dire la verità, gliela potevano passare e non gliel'hanno passata. Gli olandesi sotto ai social verranno a protestare, se fossero stati messicani con Lozano, eccetera, eccetera. Non mi sono alzato sulla sedia. Allora,
Ah, il contropiede, beh, hai ragione. Ha ragione. Non scrivete che poi mi distrago così. Vai con fa. Buonasera amici bellini, ciao Valerio, bentornati a tutti, buon campionato, buona la prima, Napoli in scioltezza si può dire, peccato solo per i cambi sempre tardivi perché ormai sul 2-0 sta solo in 10, poteva iniziare a cambiare magari e farci vedere prima i vari Vergara, no, Alang, pure Ambrosino magari, visto che Luca era ammonito abbiamo rischiato di restare in 10 perché è un po' ciuccio su queste cose, dovrebbe darsi una calmata. Però Sempre ciuccio. sostanzialmente rispetto a Verona-Napoli 3-0 prima in classe, cioè la prima giornata di 2 anni fa, o dell'anno scorso, chiedo scusa, è un Napoli solido, Saverio senza solido. nessun affanno, quindi divertente anche. Sono d'accordo. Buonasera a tutti ragazzi. Ti fermo un attimo. Sì, per quanto riguarda i cambi, io stesso, al momento proprio del gol di Kevin, ho detto levalo. Proprio immediatamente ho detto levalo, adesso metti Lang, sposti McTominay, l'ho proprio richiesta a gran voce, lo sentirete domani nella reaction. Però, ripeto, me la spiego così, nel senso che ci saranno dei test fisici che lui conosce e che la gestione, però ricordiamo anche la lezione di Spalletti, 2-0 non è 3-0. Quindi lui Conte non si è sentito ok, la partita è finita, anche con un uomo in più, perché loro l'hanno avuta l'opportunità di riaprirla, non di fa, però qualche occasione spillata c'è stata. Quindi il mettere Ambrosino, io capisco l'idea per vedere se hai uno pronto, eccetera, eccetera, ma si va sul mercato. Cioè, se Ambrosino io vorrei tantissimo che è pronto, credo che Conte non lo ritenga pronto per giocarsela con Luca, per fare il vice di Luca, eccetera, eccetera. O vai sul mercato e prendi uno pesante di cui si sta parlando, oppure metti quelli là di cui Conte si fida di più nelle posizioni per farlo, anche utilizzando il falso 9, anche utilizzando altre situazioni. Quindi sì, le voglio dei cambi un pochino più presto come sempre, però cerco di spiegarmela così. Buonasera Valerio. Apriamo il valzer dei vocali. Emozionante ricominciare dopo 3 mesi da campione d'Italia e che dire, partiamo col fatto che passiamo da un esordio con sconfitta per 3-0 a Verona ad un 2-0 a Reggio Emilia col Sassuolo, quindi mica male. Prestazione solida, abbiamo sofferto pressoché niente, quasi 90 minuti, gli unici 2 conclusioni, 2 tiri in bocca a Meret centrali, sul secondo un po' una mezza spaperatina, però bene poi anche JJ a coprire, difensori eccellenti, non hanno veramente fatto passare nulla, il lavoro dei centrocampisti in fase di non possesso Sì. e degli esterni top. Luca era la prima, ma nel primo tempo ha provato a aggiustare, si è preso comunque entrambi i gialli di Koné, quindi ci ha Vero. permesso di chiudere la gara in superiorità numerica. Bene così, sono soddisfatto, attendiamo ora il mercato e felici che siamo ritornati, forza Napoli sempre. Bravo, bravo, sono d'accordo. E infatti sì, questo il fallo di cui parlavi mi ha fatto tremare, senza dubbio. E là mi è piaciuta la reazione del capitano. E abbiamo spesso detto capitano un po' morbido alla fine con arbitri e avversari. Là mi è piaciuta la reazione ferma, non violenta, però ferma. Oh, non vi permettete di rovinarci una stagione perché voi vedete questa partita l'avete persa. Andate a prendervi i punti da qualche altra parte. Non ci rompete le gambe e non fateci falli rischiosi inutilmente, perché non mi sembra il caso. Là mi è piaciuto molto Di Lorenzo. E sono d'accordo con quello che diceva il buon Mario, e cioè anche questa è una possibilità quando parliamo delle sostituzioni, quando farle, anche il mettere minuti nelle gambe è una cosa che spesso noi tifosi diciamo mietta kill, e ci sono delle esigenze proprio fisiche, no, quello deve giocare per rientrare in forma, per avere anche i 90 minuti nelle gambe. È calcio d'agosto, cioè la famosa frase che è calcio d'agosto, veramente è calcio d'agosto, quindi bisogna dare un po' di tempo. Però vedi che bello, che bellezza, il vincere non è l'unica cosa che conta, ma
Vincere ti aiuta a raccontare il calcio con più serenità, fare tutte le ipotesi, fare tutte, anche le pulci. Anche le pulci le fai meglio con i 3 punti, col clean sheet addosso. Bashkirot! No, veramente? Ma che dici? Ma quando mai? Ma Gianca, ma che dite? Uè, non facciamo i cretini, non facciamo i tipi che sfottono, perché poi il karma ci viene dietro, eccetera, eccetera. Però, calma, nel senso che se poi non succedono tutte le cose che i giornali stanno dicendo, eccetera, eccetera, ci divertiamo più in là. Facciamo il nostro percorso e... Io poi il fantacalcio, anche un va bene, poi ne parliamo. Poi parliamo, devo recuperare tutti i vocali che ne sono tanti. Addirittura un minuto preciso spaccato. Ma che cos'è? Ciao Vale, ciao amici bellini, buon campionato a tutti. Che dire, secondo me sensazioni molto positive, pur essendo calcio d'agosto, quindi insomma con la condizione non proprio perfetta. E vabbè, Vale, lo sai, io passo direttamente alla tattica, Vai, perché non vedevo l'ora. vai. Lo vedremo probabilmente con l'analisi tattica e le posizioni medie, però non mi è sembrata proprio una linea a 4 precisa dietro Lucca, cioè mi è sembrato che molto spesso sia McTominay che, anzi scusami, Anghissa e De Bruyne si abbassassero vicino allo Lobotka, Sì? lasciando McTominay molto molto più libero di variare. Infatti il primo gol comunque, secondo me, Ti fermo pure, mi ricordi di dire una cosa. Ci sono stati dei momenti, non so se mi sono segnato il minuto preciso, ma lo recuperiamo. Delle volte McTominay era più avanti di Lucca. Io ho visto Lucca venire anche nel cerchio di centrocampo, alle volte, per venire a dare una soluzione al centrocampo, quando si abbassavano a turno i Anghissai, De Bruyne vicino all'Obotka per non fargli fare la costruzione da solo. Si allargano i due centrali, Olivera sale un pochino, ma McTominay resta a volte più avanti addirittura di Lucca. Interessantissimo. è stato molto favorito da questo assetto qua. E poi, ragazzi, io vorrei dire due cose. Abbiamo fatto riposare Lobotka, McTominay e addirittura un terzino. Cioè io non so più cosa sia reale, sinceramente. E vabbè, a Chiosa anche grande partita di Anghissa, che oggi direi che gli scarpini se li è messi e se li è pure allacciati. Assolutamente sì. Ovviamente riposare però poco, perché comunque sono usciti all'89. Però 2 minuti là, 2 minuti qua, 2 minuti là. Comunque non fa male. L'assist di Zerbin veramente non mi sorprende. Non mi sorprende affatto, perché il ragazzo ha una bella gamba. Al di là degli scherzi, credo che nessuno, seppure uno che fantacalcisticamente... Ma la devo smettere di parlare di fantacalcio, non è il mio mestiere. Però non lo schieri contro il Milan. Non lo schieri contro il Milan. Interessante. Conte in conferenza annuncia Vergara resta con noi. Ovviamente, datemi spunti anche su questo, mentre ascoltiamo il buon Raffa Bravo. Ciao Vale, ciao amici bellini, buon campionato prima di tutto. Grazie. Anche a Smaltiamo te. un po' di ansia e massimo risultato col minimo sforzo. 2 cross, buoni cross, 2 gol e un po' di lentezza nel palleggio. Lucca si prende tanti occhi e tante attenzioni, vedi sul secondo Certo. gol Turati guarda solo lui, sul primo gol si chiama a 2 marcature, quindi Vero. per me ha fatto una buona partita per una squadra che non è riuscita a coinvolgerlo così tanto. Quindi un po' sta cosa dei cross, un po' sta cosa che stiamo sempre un po' troppo bassi. Lasciami dire, mi sembra tutto apparecchiato per Gutierrez e per Højlund. CRC. Ma Paolo, ma non stai Poi alcuni personaggi uno li deve conoscere. Quando li conosci sai anche il modo in cui scrivono e fanno dei vocali. Stefano. Buonasera a tutti, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Ripartiamo dalle certezze dell'anno scorso, Politano, McTominay e ci aggiungiamo De Bruyne. Mamma mia, quella punizione di De Bruyne aveva così tanta aura che tutti l'hanno lisciata. Grande, dai. Hai ragione, è bellissima sta cosa. Non la tocco perché deve segnare lui. È bellissima questa cosa qua. Si è rotto Immobile, mi dite? Si è rotto Immobile?
Ma grave? Perché mi dispiace se è così. Perché poi è uno... Non sto parlando di fantacalcio in questo momento, ma dispiace se poi viene a rigiocarsi una chance in Italia ed è così. Allora, esatto, Mike, anche questo è assolutamente vero, perché Lucca va, diciamo, verso il secondo palo, mentre McTominay stringe sul primo e i difensori sono attirati dalla presenza di Lucca, perché un difensore vuole dare una mano al compagno, perché Lucca è imponente, se ti perdi McTominay è finita. Quindi molto molto interessante. Sì, Carlo, ti confermo, eccoti qua, ti confermo che poi appena posso voglio tenere la live, non voglio togliere minuti alla live, appena finisce la live controllo sul cellulare tutti i privati e ti aggiungo, grazie mille, e visto che il messaggio di Stefano era più breve, possiamo concedere i 30 secondi a Falanga. Buonasera a tutti ragazzi, che dire, vorrei esprimermi in maniera molto concisa. Direi che l'inizio non è stato male. Il Sassuolo ha visto la nostra porta grazie più che altro a delle sviste nostre, Sì. degli errori nostri. Però devo dire che ha corso, insomma, era bello attivo, energico, quindi è stato un bel test. Kevin De Bruyne è eccezionale comunque, Come l'hai detto bene? nonostante la prima partita di campionato, nonostante i 34 anni che per qualcuno sono da pensione, nonostante Modric abbia joinato la Serie A 40 anni. E che dire, McTominay è straordinario, io ancora non riesco a capacitarmi di quanto sia forte come giocatore. Bestia. Di Lorenzo l'ho visto un po' in sofferenza. Bene Rachmani, a parte una cazzatina, e immagino Gutierrez al posto di Oliveira. Forse subiremo un po' in più, però mi piace pensare che possa leggere di più i passaggi a velocità della luce di Kevin De Bruyne e Esatto. magari creare qualche triangolazione con McTominay tra KDB, Gutierrez, McTominay. Sarebbe interessante. E anche più capacità di assist rispetto a Oliveira, lo dicono i numeri, sotto questo punto di vista non c'è dubbio. Mago, veramente sei un mago, perché hai messo Maschirotto contro il Milan, o non ti fidi proprio della fase offensiva di Allegri? Questa è una scelta vera e propria. Penso che avevi altri difensori da schierare. Bravo. Ma come hai fatto a te pigliare McTominay e DB? Questo poi è a listone? Hai preso tutti gli altri a uno? Oppure nella tua lega non ci stanno tifosi del Napoli? Chiedo un saluto, Alessandro, vi voglio bene. Meret così e così. Esatto, non benissimo. Quando si dice per gioco. In questo caso non benissimo. E Zerbin sta letteralmente scioccando e lo stai stupignando. Sta stupidiato. Sì. Sarà interessante rivedere perché ho l'attacco con Colombo, Morata e Camarda. Allora va bene. Penso che può andare bene. Andiamo a riascoltare. Allora, non mi devo perdere, perché alle volte ciao Paolo, no? Hai detto... Allora, scusatemi, sta un po' impazzendo il computer, ma adesso recuperiamo tutto. Anzi, forse questo è il momento, posso dare il momento della sorpresina. Sempre ditemi che si sente bene. Buonasera amiche Bellini e amici Bellini, buonasera Valerio, anzi buonanotte e notte. Ho finito l'ennesima serata, siamo tra venerdì e sabato. Vi volevo portare i miei saluti. Domani sabato, nella malaugurata ipotesi che Valerio mi dovesse chiamare, non ci sarò perché ho serata anche sabato. Di solito me lo lasciavo libero, ma evidentemente quest'anno non sono sufficientemente noioso da scoraggiare le persone che hanno anche il sabato per la gioia dei benzinai. Insomma, buon campionato a tutti. Che campionato sarà? Immagino
piuttosto delicato. Se mi posso permettere, Napoli dovrebbe avere 4, diciamo, componenti filosofiche che animano il suo campionato. L'umiltà, perché presunzione non porta mai a grandi traguardi. L'isolamento, bisogna cercare di isolarsi, o meno di non farsi distrarre dal canto delle sirene che ci daranno per favoriti, tutta questa compagnia danzante. La consapevolezza, perché l'anno scorso andava bene l'idea mettiamo fieno in cascina, però cascina, ma la consapevolezza di avere delle qualità che comunque ti possono portare a risultati importanti, in questo caso l'anno scorso addirittura la vittoria dello scudetto, è l'ultima componente, non necessariamente l'ultima, ce ne possono essere altre, l'ambizione. Deve essere più forte il desiderio, la fame di vittorie che non l'appagamento, più la voglia di raggiungere il prima possibile il quinto che dire ma tutto sommato ne abbiamo 22 in 3 anni. Di nuovo buon campionato a tutte, a tutti, un saluto alle amiche belline, agli amici bellini e a Valerio. Ciao. Allora, grazie per il feedback tecnico. Ho fatto un po' di tentativi per capire se riuscivo a risolvere la questione eco. Questa volta non è colpa di Guido, il video suo è perfetto e ci teneva a lasciarvi saluti. Non potendoci essere in live, certo con gli interventi così se riesco a risolvere le cose tecniche andiamo una bomba, poi però per le domande cose ci dobbiamo organizzare, però vediamo se sì, lo so, il Falcone Piazza San Vito, no, è colpa mia l'eco che è, ma devo risolvere e capirò. Quindi ambizione, mi piace il messaggio, mi piace l'avere anche più voglia di vincere che non magari paura di perdere. Questa potrebbe essere un altro tema. Andiamo a leggere qualche altro messaggio. Il gigante di Twin Peaks. Allora, andiamo a leggere qualche altro messaggio nel frattempo che recupero gli altri vocali, perché c'era anche Giovanni in attesa. E quindi ci possiamo spostare, mi sposto da quest'altra parte, perché alcune cose non si sentono con l'eco. Perché quel video si sentiva con l'eco? È la domanda che faccio a me stesso, ma poi lo risolvo. Buonasera a tutti ragazzi, amici bellini, buonasera a Valerio e niente, buona uscita. Ovviamente i nuovi stanno facendo difficoltà ad integrarsi. Però è normale, Leng completamente escluso, ma la fase della partita era quella. Malissimo un altro piccione, perché quando c'era il giallo su Lucca nel primo tempo ci potevo pure stare, ma nel secondo è stato proprio a caso. Vedi. E Berardi è stato ammonito troppo tardi. Ti fermo un attimo, hai ragione, però là è proprio la decisione dell'arbitro che gestisce invece di arbitrare. Perché ci stava la munizione già a Lucca, ma quello aveva già deciso di avere un'impostazione arbitrale. Nel primo tempo ve la concedo se non è gravissima, e poi al secondo tempo non faccio passare più niente. È una scelta arbitrale che anche a me spesso non piace, perché ti sa di ingiustizie, dici questo non è un fallo d'ammonizione, però ci sta, molti arbitri fanno così. Che ha fatto buon primo tempo, praticamente solo di provocazione. Per il resto bene. Ottimo il centrocampo, anche se all'inizio un pochino imprecisi. Poi nella fase in cui abbiamo un pochino calato il ritmo, là penso sia una questione solo di preparazione e di stanchezza. Per il resto l'importante era mettere 3 punti in cascina, e dispiace solo per Lucca che non ha segnato. Ed io povero sciocco che pensavo che Antonio iniziasse a centellinare le niente, non volevo. Era partito un vocale che invece non faceva parte di questa sezione. Sono comunque delle cose sfiziose. Quando sono i sorteggi di Champions? Il 28, quindi giovedì, alle vostre 18, quindi alle mie 12, e ci vediamo qua live. Facciamo una live speciale per i sorteggi di Champions, perché c'è molto hype. E c'ho molto hype per capire anche se il Napoli manda per esempio Oriali. Mi piacerebbe vedere Oriali lì seduto, inquadrato quando esce il nome del Napoli.
mi piace l'idea e vediamo se ci accontenteranno. Buonasera Filippo, curioso di vedere Gutierrez per vedere come la manovra può essere più veloce sulla sinistra, perché giocare sulla destra è deficitario. Sì, esatto, è proprio il concetto dell'essere asimmetrico, però va bene, però non sempre, perché poi puoi diventare prevedibile, ti possono anche raddoppiare su quella zona. Secondo me, se avviene poi la contromossa, il Napoli potrebbe anche essere pronto a fare la contromossa e quindi andare a giocare anche sulla sinistra. Però è una cosa che secondo me di cui sono tutti consapevoli. In questo momento, per le caratteristiche dell'11 iniziale, ci sta che McTominay va verso il centro e ha funzionato. Cioè, in teoria era una cosa logica, sulla teoria abbiamo visto le partitine, però McTominay lo depotenzi, ha funzionato al punto che ha pure segnato, quindi proprio perfetto proprio. A volte le cose funzionano anche quando non segni, anche quando non vinci, hai messo i presupposti e quindi in teoria ha funzionato proprio che è stato efficace, nel senso che ha sbloccato la partita. Però sì, non lo avresti preso Gutierrez se non avessi anche l'esigenza di poter sfondare anche dall'altra parte, senza alcun dubbio. Lo scoppiatos, ma quanto è bella la maglia, lo abbiamo detto, lo dobbiamo ripetere. Io l'ho detto, forse è stata la prima cosa che ho detto quando faccio partire la reaction, perché è bellissima e sono un po', come si dice, I regret, sto regrettando di non averla comprata subito, però ero a bordo piscina, che ha visto la live della reaction all'uscita delle maglie, non potevo farlo a volo col cellulare eccetera eccetera. Dopo un paio di giorni anche la replica risultava sold out e quindi aspetto che la rimettano in circolo, perché di prima maglia ne abbiamo tantissime e ne abbiamo una cifra. Quest'anno vorrei puntare sulla seconda maglia, che è bellissima, anche la terza mi piace molto, però quella là color bianco sporco, color sabbia, bella. Nessun vocale, solo Kevin, la faccia di Kevin, e poi c'è Maxi. Niente, non volevo fare un vocale, volevo solo lamentarmi un po' del fatto che anche stavolta i cambi sono arrivati tardi, però buona la prima. Ok, e quindi su questo ne abbiamo parlato, mi risposto in questa zona e posso prendere più, rimpiangendo di nuovo, recry, I'm recrying. Ho visto un Meret un po' impreciso, speriamo non sia solo la pressione di avere Milinkovic in panchina, così come gli capitava ad Enviro Spina. Non posso dirti lo escludo, caro Giovanni, non me la sento di dirti no, ma non è così, stai tranquillo così. Io ti posso dire solo una cosa, che Meret Kono senza un grande secondo coi piedi si è sempre preso dei rischi, piaccia o no, bravo o no, coi piedi si è sempre preso dei rischi, lo ha sempre fatto e non ha neanche sofferto l'errore, cioè quando l'errore poi l'hai pagato magari proprio Pinamonti, se non vado errato, e non dovrei andare errato, fu Pinamonti che lo punì quando lui cincischiò un po' prima del rinvio, credo proprio di sì. Che cosa vuol dire? E dopo di quello ha continuato a farlo. Quindi lui sotto questo punto di vista non soffre il rischio di prendere anche l'errore. Però la presenza di un altro portiere di livello, non ti posso dire che non la senta, perché non ne ho idea. Io so che lui comunque è molto rispettato sul piano dello spogliatoio, sotto questo punto di vista non c'è dubbio, però mi è sembrato un po' non certissimo nelle cose dove lui tiro da fuori centrale, la devi bloccare, qualche altra situazione in cui, quindi sotto questo punto di vista stiamo a vedere, perché è inutile dare dei giudizi definitivi. Pareggia il Milan, controverso Pavlovic, Giulio e Meri, napoletani da Torino, grandi ragazzi, un abbraccio gigante. Salutatemi Simeone, salutatemi Ngonghe, salutatemi tutti quelli che stanno al Torino e un abbraccio a voi. Pareggio Milan, il Milan ora la stravince, Forza Napoli dal Belgio, Pietro, tu sei uno di quelli che c'è sempre stato.
Fatemi vedere un pochino. Sì, comunque c'è abbastanza possesso palla Milan, siamo 70% contro il 30%. Ed è arrivato. Volevo vedere la formazione del Milan. Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric. Modric titolare. Fofana, quindi non Ricci, e Stupignan e Pulisic, Gimenez, anche perché Leao aveva avuto quel problemino. Perrone, ti sei perso la sorpresa. Ti sei collegato adesso. E non vorrei, non ti voglio fare la cazziata assolutamente, però capita, il che fare può capitare a me come può capitare a voi, però se torni indietro di circa, non lo so, 10 minuti, 15 minuti, c'è la sorpresina di Guido che ci è voluto venire a salutare. Manca solo Elmas a centrocampo. Io direi che sì, subito, please, yes, non vedo l'ora. Posso mettere così, poi la lascio qua. Ma c'è della live in questo supporto. Please, Elmas, please. Però la punta io la vorrei. Sono molto tranquillo, sono molto fiducioso, ma la punta la vorrei. Ho spiegato il perché il Napoli potrebbe non farlo. Come quel meme. Fallo. Se pensi di non poterti fermare, fallo. Puoi anche non farlo. Vedi come io ti do l'idea. Cioè, puoi anche non farlo. Io invece dico proprio a Napoli, puoi anche farlo. Fallo. Tu potresti non farlo, ma fallo. Perché se lo fai vuol dire che te lo puoi permettere. Se il Napoli ci sta pensando e ci sta ragionando, vuol dire che economicamente si può fare. È un'idea futuristica, futuribile, perché se devi fare l'obbligo vuol dire che ci devi puntare e ti deve piacere proprio assai. Però io vorrei che si facesse. È un bel segnale al campionato se riusciamo a farlo, e mi sento un po' più forte io. E volevo ringraziare Giancarlo, gentilissimo, generosissimo. Una riflessione: visto i giocatori tranquilli anche quando sbagliavano qualcosa, più maturi, Conte più presente nei loro menti, questo potrebbe rientrare nel discorso della consapevolezza che ci faceva anche Guido. Cioè, non deve sfociare in presunzione, devi sapere che siamo tutti esseri umani, che non siamo dei robot e non siamo invincibili, ed è giusto che sia così. Però non vieni dall'annata di Sfraceli, di Spalletti, dove magari hai affrontato l'anno successivo a dire vabbè, ma noi siamo quelli che hanno ammazzato il campionato. No, vieni dall'annata dove l'hai vinta all'ultima curva, con i sorpassi, controsorpassi, facendo di necessità virtù, con Olivera centrale, senza Kvara, senza Okafor. Vieni da quell'annata là, quindi c'hai la bellezza di aver vinto, la consapevolezza di poter fare qualcosa di straordinario, secondo me senza la presunzione, perché Conte su questo sarà bravissimo a ripetere, qualora ce ne fosse bisogno, ai ragazzi che non si devono sentire gli dei scesi in terra. Non arriverà da questi pulpiti, però il fatto di essere un po' più tranquilli, secondo me, se tu aggiungi anche uno come De Bruyne, che nello spogliatoio, ragazzi, De Bruyne è un introverso, è un introverso, però leader, cioè è uno di quelli che se deve parlare in un cerchio di giocatori parla, così come lo è anche Lukaku non è introverso. Però avere uno come quello a centrocampo, tu difensore dai un occhio, tu attaccante dai un occhio, c'hai De Bruyne in mezzo al campo, secondo me quello fa una grande differenza. Ti dà una grande mano. Chiaro, puoi anche non farlo, ma forse quello che ti serve in caso di un'emergenza importante, fra 1 o 2 mesi con Lukaku ancora out, e bisogna andare avanti in UEFA Champions League, UEFA. Un saluto da Cardiff, me lo prendo alla grande. Prima priorità del Napoli, ultimo Moretti, bene, io sono contento, però cioè Elmas prima della punta? Più prioritario della punta? Forse più fattibile, se chiudi gli occhi e dici Elmas lo posso fare a delle condizioni che non spostano niente, aggiungo un altro che può rientrare in queste rotazioni quando non c'è la punta, va bene, figurati, io sono innamorato,
però vi ho spiegato il perché, però io spero che la punta, continuo a sperare che la punta si possa fare, poi facciamo il video sfogo. Si è fatto male anche Casale, ve lo dico per il fantacalcio, grazie amico mio. È importante sapere queste cose sotto tutti i punti di vista, ma pesante? Cioè, perché se me lo dici così vuol dire che se entra Elmas esce Shedira io già l'ho considerato fuori, quindi per le liste Shedira non cambia niente. Per fare entrare Elmas in questo momento consideriamo che non mettiamo Lukaku nella lista, cioè lo consideriamo lungo degente che almeno fino a gennaio non ti ritorna, anche se ti ritorna a dicembre lo fai lavorare senza pressare, quindi il posto per un over potrebbe riuscire da Lukaku. Se poi vuoi aggiungerne un altro bisognerebbe poi togliere Mazzocchi da mezzo, è l'unico, il primo diciamo indiziato. Allora, Agostino, ottima impressione del Napoli quest'anno che sembra continuare il percorso di crescita, crescere è l'unica cosa che conta. Un bacio. Confermo, è stato il primo. A occhio, abbiamo fatto un XG alto perché sensazione non è stata quella nonostante il controllo, però sai, Lucca poche occasioni, ma in generale abbiamo creato poco, if you ask me. Ho visto prima 1,12 perché il gol di De Bruyne non penso che abbia un XG alto, perché da lontanissimo quelli non si fa gol da là, quindi avrà un XG, penso lo posso controllare per sfizio. È una di quelle cose che dovrebbe avere XG bassissimo. Fammi vedere se ci sono. XG, sì. Napoli 1,12, Sassuolo 0,31. Se vedo gli XG del Napoli, c'era un XG di 0,12 per quel tiro di Lobotti di Anghissà, dove è andato un pochino. Sì, l'XG di De Bruyne è 0,03. Cioè proprio niente. Quando statisticamente su 300 non lo so fare, mi devo ricordare i nomi dei giocatori, non mi posso ricordare la matematica, quindi pochissimo. C'era un XG più alto per Lucca e poi il gol di McTominay un XG di 0,18, quindi non tantissimo, però fermi, il palo di Politano e la traversa di McTominay non ne abbiamo parlato, perché la traversa di McTominay sta bellissima, proprio veramente da PlayStation, quando impatti bene col pallone che ti arriva incontro, troppo bello. E anche il palo di Politano deviata 2 volte, perché la tocca, la sfiora anche il portiere, il Turati, e quindi anche quello va considerato come occasioni che il Napoli ha avuto. Mac Brescianini non mi fa morire la foto profilo, cioè la sliding door che avevamo aperto per far entrare poi McTominay, la volete continuare a fare slidare per far entrare di nuovo Brescianini? E io mi pigliai rispetto a Brescianini, io feci l'analisi, non mi dispiaceva affatto come caratteristiche, che il guaglione è toast, può fare, però anche quantità, sicuramente il profilo ci stava tutto, però io mi pigli sempre Elmas tra Brescianini e Elmas, onestamente. Poi sarà una mia fissazione, no, la fissazione Zielinski, lo portano a Velazione, magari, ecco, fai di nuovo le visite a Brescianini e arriva a Højlund senza proprio problema. Arma, il Napoli ha una grande occasione, Mitrovic vuole andare via ed è disposto a ridursi C'è della live l'ingaggio, in questo già pronto, supporto. una macchina da gol. Højlund sarebbe una scommessa, ma Gianluca lo è. Allora è un altro ce l'hanno, caro amico mio, vedi? Parliamo proprio di questo, caro Doorway, una sliding doorway. Sì, nel senso che il biondo di Manchester potrebbe essere proprio Højlund, senza alcun dubbio. Anche Garnacio si è fatto biondo, platino, si è fatto così, però non è stata cosa. Mitrovic, ma di quanto poi se lo deve abbassare? Io ti dico la verità, ho visto pochissimo, ho visto veramente pochi highlights, me lo dovrei andare a studiare coi numeri,
per capire se è anche lui associativo oppure se è più finalizzatore. Se lo abbassa di tantissimo già pronto, va bene. Io credo però che anche per una questione di equilibri, nel momento in cui il Napoli aveva l'idea di avere il Lukaku pronto e il Lucca dietro, come dici bene tu, scommessa, cioè che deve crescere, secondo me io capisco e capirei di più l'idea di mettere un giovane, comunque già di prospettiva, piuttosto che un altro dello stesso status di Lukaku, perché poi quando torna Lukaku uno resta scontento e Lucca si sente ancora meno protagonista. Invece se metti uno che se la può giocare con Lucca e ad oggi se la possono giocare, secondo me Højlund è più forte, però se la possono giocare secondo me ha un po' più senso, e anche per un po' più di futuribilità. Quanti anni ha Mitrovic? Vlahovic no, Vlahovic si è chiamato fuori da solo con queste, oltre che alla richiesta di ingaggio vuole pure il bonus alla firma. Ma chi sei? Ma calmatevi. Se non cambia la testa di Vlahovic l'abbiamo persa. Abbiamo perso. Sostituto di Anghissà è difficilissimo, caro Nicola. Se tu ricordi, una delle preoccupazioni più grandi era proprio quella: se Anghissà non rinnova, se Anghissà, perché era in odore di andar via. E come lo fai? È un giocatore che quando sta in campo con le scarpe allacciate è dominante, è devastante, è difficile proprio da arginare, e ti fa un lavoro anche di grande intelligenza tattica, si mette bene, veramente difficile. Ecco perché poi, aggiungendoci anche tempi di inserimento e qualche gol in più l'anno scorso, era diventato imprescindibile. Ad oggi, quando vai a sostituire Anghissà, è chiaro che fanno dei nomi anche di prospettiva di giocatori offensivi, perché Anghissà qualche gol te l'aveva garantito subito dopo quelli di Lukaku e gli altri. È difficilissimo avere quello e quello. Difficilissimo avere quello e quello. Se lo trovi, lo devi andare a prendere e lo devi anche pagare tanto. Eccolo là, sì. Esatto. Sì. Ecco, come giocatore completo che ha un po' di tutto, è proprio quello il nome, l'identikit. Si parla di stiramento coscia a destra per Immobile. Riprendiamo Ndombele. Ndombele aveva un pochino, però Ndombele, se ti ricordi Mario, alla fine faceva un po' più rifiatare Zielinski che non Anghissà, perché aveva più propensione, meno fase difensiva, più propensione ad andare, poi si scocciava anche lui un po', un po' indolente, caracollante, esatto, caracollante. Mi sa che è arrivato un altro. Ah no, voi state parlando nel gruppo dei vocali, voi siete patti dalle gare. Fatemi vedere, perché qua c'è una cosa. Vedi, stanno mandando GIF eccetera eccetera. Football has got to be for everybody. Perché mi state mandando le cose del Bayern? Vabbè, in Germania va bene, no, non è un vocale. Però c'è Fabio che sta registrando, quindi resto con questa situazione qua. Secondo te, degli allenatori top, chi potrebbe essere il primo a saltare? Bella domanda. Bella domanda. Ritieni i vari Kivu, Tudor, Juric allenatori top? Cioè, voglio sapere di più del tuo pensiero per poterti rispondere. Perché se parli di allenatori delle squadre top, allora parliamone. Perché io, nonostante insomma possa sembrare un po' banale come cosa, ma io Juric non lo vedo bene. Cioè viene da un'annata veramente disastrosa, con 2 opportunità. E se i giocatori dell'Atalanta post Gasperini non lo prendono bene, Juric, non lo ritengono all'altezza, è un allenatore anche tosto, proprio di carattere, quindi se non si prendono potrebbe andar male. Ovviamente sono ipotesi che non si basano su niente, però secondo me l'Atalanta ha fatto una scelta abbastanza rischiosa con Juric. Capisco la continuità tattica, ma fino a un certo punto, nel senso che non gioca come Gasperini, è un discepolo di Gasperini sotto questo punto di vista, ma non gioca come lui, non è così estremo, quindi
Non lo so, Juric. Poi, per quanto riguarda il Kivu per il mal di testa, Tudor, eccetera, eccetera, sono scelte un po' indotte, onestamente. Non sono prime scelte. Tudor non è stata la prima scelta, loro volevano Conte. Kivu non è stata la prima scelta, loro volevano Fabregas. Quindi dipenderà se riusciranno a difenderseli e a schermarli dall'opinione pubblica. E ricordiamo, l'opinione pubblica viene anche fatta da chi i mezzi di comunicazione li gestisce. Gara tutto fumo, si evincono future difficoltà. Fondamentale un vice Di Lorenzo, o meglio uno migliore di Di Lorenzo. Quando lo è, come Gutierrez. Squadra che continua a giocare sotto il reale potenziale, immagino che tu voglia dire. Non sono d'accordo praticamente per niente. Tutto fumo non mi sembra proprio. Io ho visto idee, ho visto cose. Si possono vedere delle difficoltà sicuramente, nel senso che devi sistemare, ci sono ancora dei buchi proprio di rosa. Se Lang non è pronto c'hai un buco là. Se Luca si faceva male c'hai un buco là, senza dubbio, sotto questo punto di vista. Migliore di Di Lorenzo, là ne dobbiamo parlare tatticamente, perché Di Lorenzo ha fatto una partita di intelligenza tattica, perché poi quando hai l'1-4 con tutti i giocatori che vanno, Di Lorenzo va a fare il secondo centrocampista. Ha fatto molto meno il terzino e ha fatto molto di più la mezzala. Di Lorenzo ha fatto quasi il centrale vicino all'Lobotka in certi momenti. Quando io credo, visto poco, ma credo che sia più un giocatore di binario come Gutierrez. Quindi potrà essere più forte di Di Lorenzo come terzino puro in futuro, senza dubbio. Lo aspettiamo e speriamo che venga, perché se ne parla da una vita. Però Di Lorenzo ha fatto una partita, secondo me, sottovalutabile, perché ha fatto una partita di intelligenza tattica. Fammi capire se, vedi, state continuando a mandare cose, parole di Oriali. Giovanni Capo, vabbè, ma le devo leggere, Enzo? Devo leggere? Paragoniamo il rosso campione di Formula 1. In griglia c'è una sola squadra. Ah, Oriali che ha detto è l'Inter la favorita. Ma quello è bravo perché pompieraggio. Ok, Fabio Versatile, un vocale di 5 minuti e 20, il che posso immaginare tutto fumo. No, ma 4 tiri in porta, 2 gol e poi due tiri sul palo. Ricordiamoci anche quello, cioè attraversa il palo. Quindi squadra cinica. Sì, le parole di Conte. Perfetto Fabio. No, non potevo pensare che fosse un tuo vocale di 5 minuti, che fossi tu impazzito completamente. Ascoltiamo le parole di Conte con grande volentieri. Conte, le riporto le parole di chi ha segnato oggi, McTominay e De Bruyne. McTominay ha detto giusto continuare con quella testa dei campioni d'Italia, e l'abbiamo visto, e i campioni d'Italia in campo ci sono effettivamente stati. De Bruyne ha detto però c'è qualcosa da migliorare, sia individualmente che di squadra. Ce lo traduce questo? Cioè, che cosa secondo effettivamente De Bruyne deve migliorare il Napoli nonostante la vittoria? Ma sai, io penso che comunque a prescindere c'è sempre spazio per miglioramenti, quindi penso che la partita oggi comunque fin dall'inizio l'abbiamo affrontata col piglio giusto, abbiamo fatto capire che comunque volevamo dargli l'impronta, volevamo far vedere che comunque c'era un prosieguo, anche il fatto stesso della formazione iniziale, che a parte dei Bruyne erano tutti ragazzi, diciamo, l'anno scorso, a testimonianza che visto ancora su certezze dell'anno scorso. Hai ragione Fabio, Conte dicendo sono tutti giocatori dell'anno scorso, ascoltate a Lucca. E poi cercando di inserire i nuovi giocatori che abbiamo preso, quindi oggi c'era solamente che... Ma sbaglio o sembra che abbia meno voce del solito, cioè che ha persa la voce oggi Conte? Che stiamo cercando da 2 settimane a questa parte la formula giusta per far convivere un po' i 3 centrocampisti che l'anno scorso stati determinanti, Lobotka, anche McTominay, con l'aggiunta di Kevin. È inevitabile che di Kevin penso che l'allenatore deve cercare di trovare la soluzione per far giocare sempre i migliori, non snaturando le caratteristiche. Noi stiamo facendo questo,
Thank you. È da poco che stiamo lavorando, però penso si siano viste delle cose interessanti. Nella costruzione tante volte potevamo magari velocizzare, andare più in verticale, o magari invece di giocarla di prima controllarla e trovare la soluzione giusta, e a volte ecco, abbiamo interrotto delle situazioni che potevano sfociare in cose importanti. Però prima partita dai, siamo partiti bene, sono contento perché comunque ho visto lo spirito giusto da parte dei ragazzi. Quello che ho chiesto, ho detto, lo spirito deve essere l'unione, la cattiveria, la forza, l'attenzione. La maglia sudata, eccetera eccetera. Vabbè, fino a qui tutto a posto. Bene, insomma, ribadire quello Deve che... essere quella dell'anno scorso, si attacca tutti insieme, si difende tutti insieme. Fede, ciao Antonio, proprio su quello che hai detto, perché a noi in postazione telecronaca è piaciuto tantissimo questo lavoro di cui parlavi tu, cioè hai un playmaker in più, no? Perché oltre allo Botka c'è De Bruyne e l'hai usato praticamente a tutto campo, ma la posizione di McTominay, Antonio, ogni volta che c'è un cross lui è dentro l'area, è quasi una seconda punta aggiunta. A me piace molto questa tua lettura, se ce la potevi raccontare. E Stramaccioni, sì, è chiaro. Penso sia Stramaccioni, sì, è quello che faceva anche l'anno scorso. Analizzare. Ma sì, come dicevo prima, no? Parliamo di sfruttare le caratteristiche dei calciatori. Sappiamo benissimo che comunque Scotto è un assaltatore, uno che comunque arrivando da dietro può diventare devastante, non solo c'è l'inserimento, ma anche c'è un tiro da fuori. Sicuramente il gol sono situazioni che proviamo a riprovare all'allenamento, è stato bravo anche Matteo Politano perché ha messo una grande palla, e anche il movimento di Luca è stato un movimento importante. Bravo. Creare lo spazio per l'inserimento. Kevin ha caratteristiche diverse rispetto a Scott, a lui piace comunque manovrare, difficilmente attacca l'area, arriva sempre in zona limite, no? Nel senso che per questo motivo cerchiamo comunque. Il che è perfetto, e questo è uno spunto bellissimo, nel senso che sono due giocatori di attacco, sia McTominay che De Bruyne, però come giustamente ribadisce Conte, McTominay va anche fino in fondo dentro l'area per provare a chiuderla di testa. De Bruyne arriva al limite, il che ti dà una possibilità in più. Se tu stai creando questa superiorità, una palla spizzata male, una palla respinta male, al limite dell'area, poi c'hai, che è una delle cose che il Napoli ha sempre sofferto, cioè il giocatore che ti arriva in corsa al limite dell'area. Lo può fare McTominay, ma lo può fare anche De Bruyne quando McTominay va fino in fondo. E avere uno che c'ha impatto col pallone, stava segnando da fuori al primo minuto, De Bruyne. Puoi coprire tutte le zone rispettando le caratteristiche dei calciatori. Mister, nella pre-partita O'Reilly ha detto che se fosse un Gran Premio in pole position, ma proprio anche un pochino staccata rispetto alle altre contendenti, parte l'Inter. Lei vede una partenza più allineata invece? Equilibrata? Guarda, io vedo un campionato molto, molto difficile, molto interessante, dove ci saranno 7-8 squadre che lotteranno per vincere lo scudetto, per entrare in Champions, in UEFA, in Conference League. Sono tutte squadre forti secondo me, sono tutte attrezzate. No, il commento di Fabio è bellissimo. Noi, a differenza di tutte quelle che ci sono dentro, non avevamo una struttura, no? Quindi stiamo cercando di completarla, perché l'anno scorso, non facendo le coppe, non avevamo una struttura in rosa di un numero importante. Invece adesso lo stiamo cercando di inserire. Non è facile, perché comunque quando porti dentro tanti calciatori che vengono anche da realtà diverse, bisogna avere pazienza, inserirli pian piano e cercare poi di ottenere il massimo. Però ripeto, per me questo campionato sarà un campionato molto, molto difficile. Sono tornati allenatori ingenti, bravi, e sono tutti quanti in squadre strutturate, ecco. Bene, grazie Fabio, tutto giusto, tutto corretto. O'Reilly. Ah no, O'Reilly, ha scritto Scribacchino, ha tradotto O'Reilly ma intendeva Oriali. Quale O'Reilly? O'Reilly non serve.
Benissimo, gol della Roma, ci fanno sapere Giovanni, Wesley, quindi il nuovo acquisto anche lui in rete. Vediamo lo schemetto, da praticamente vicino all'area piccola a incrociare, assist Lukumi. Come Lukumi? C'è stata una pellecchia? Ecco, io qua, madonna mia, che ti posso dire, Che ti posso dire? Senza parlare delle cose dei nostri fantacalci, perché poi uno scama, eccetera, eccetera. Fantalab Manager è a listone, cioè tu non devi competere con nessuno, fai la squadra che vuoi in base ai crediti che hai, eccetera, eccetera. Uno ci pensi, dici Lukumi a poco, eccetera, ma poi non lo metti, perché quando vieni a scoprire che il ragazzo ha chiesto la cessione, ha parlato il procuratore, tipo Lookman, ci avevano promesso che saremmo stati ceduti di fronte a un'offerta e non ci vogliono lasciare andare, ne abbiamo parlato nel gruppo, dici, ma dici, chi ci aveva accattato fantacalcio, che non lo metti, perché un giocatore del genere è facile, e perdonatemi i rumori, è facile che abbia la testa altrove. Poi non lo so se la pellecchia è proprio la pellecchia. È facile che tu in quel momento, è chiaro, pensi a giocare così, ma una mezza distrazione, una foglia così, una fly. Il Milan sta attaccando forte. Franco, e come no? E come no? E come puoi pensare che io non lo sappia? Cioè, a noi arriva tutto in tempo reale, a volte arriva prima che succeda. Sì, lo sappiamo, ma un periodo non felicissimo. Ecco, si potrebbe riprendere con l'ultimo squillo di mercato. Ecco, si piazza un colpo e si dimentica di essere stato colto in fallo, una birretta in più, eccetera, eccetera, oppure il suo infortunio, abbiamo visto le foto col piede fasciato. Sì, non gridiamo, esatto, non gridiamo, più 3 classifica quinto. Si ricomincia, ragazzi, si ricomincia, e quindi più 0, e va bene così. No, un colpo nel senso, il colpo, io Elmas non ritengo il colpo, perché Elmas è il minimo di base che dovevi fare, ma subito, che dovevi fare l'anno scorso, che non dovevi proprio cedere. Ma lasciamo perdere, ovviamente, non esageriamo. Io ritengo che Elmas lo devi fare a prescindere, e poi fai il colpo Højlund. E poi se succede così, io accetto pure di rimanere con Zanoli. Accetto pure di rimanere, o con Mazzocchi, accetto, tanto su quella fascia ci si smazza con Politano, eccetera, eccetera. Se tu mi fai Elmas e Højlund, io accetto pure che non facciamo che non facciamo Wallu, anche se insomma è un under che non ti occupa liste, lo dovresti fare per la prospettiva, per continuare il processo di svecchiamento della rosa. Però sapendo che sono due cose complicate che ti possono dare una grande mano, io sarei clemente con la società. Se invece non fai Højlund, a quel punto fai le altre cose. Qui in Italia sono cambiate le regole dell'alcol, sono diventate più stringenti, non so se lo sai. No, non lo posso mai sapere. Io ti dico di più, qua se non fai così non ti fermano. Cioè non c'è la possibilità che il posto di blocco casuale, a meno che non stanno cercando gente, terroristi, ma non c'è la cosa, controllo di routine, fammi sentire. No, se vai dritto non ti fermano, non ti possono chiedere niente, quindi è così. Adesso il Napoli si prende Pinamonti e arrivate dietro l'Udinese. Amore mio, amico mio, chi sei? Che vuoi? Da dove vieni? Per quale squadra tifi? Perché ci possiamo divertire in qualunque sia la tua risposta, ci possiamo divertire un mondo. Il Napoli si prende prima, è arrivato dietro l'Udinese. Abbiamo cominciato bene. Di che squadra sei? Divertiamoci, perché anche per dare un po' di pepe alla cosa è importante che non ci siano solo tifosi del Napoli sulla live. Quando si potrebbe fare solo per dare un cambio a Di Lorenzo, senza dubbio, ma poi devi vedere se ti fidi.
perché molto spesso i cambi a Di Lorenzo, l'abbiamo detto più volte, il vice Di Lorenzo e poi comunque non gioca nessuno, comunque gioca sempre Di Lorenzo. Certi cambi, e lo sappiamo, arrivano solo se quello poi si fa male il titolare. Per alcuni giocatori nello specifico così determinanti anche a livello tattico non si... Però sì, lo devi tenere, l'idea di averlo un pochino più un po' più talentuoso ci sta. Da un annetto, bene, esatto, Fabio vi riporta, non lo so se siete tutti nuovi o della vecchia guardia, ma quando succedono queste cose partono i TPB, tra l'altro anche con grande educazione, perché non ha fatto niente di che, ci ha augurato di arrivare dietro all'Udinese, con Udinese campione d'Italia, Risamonti, chi l'aveva detto nel gruppo? Pinamont Plus. Hai capito? Ma è bravo Mario, cioè questa è la cosa che mi fa strana, cioè non è il momento di venire a sfottere i tifosi napoletani. Ci sono stati cioè le annate, insomma, l'annata 2 anni fa ci si poteva, ovviamente ti dovevi chiare la libretta e accettare lo sfottò, ma dopo l'annata così, insomma, te la potevi prendere un pochino con forse l'interista poteva dire un po', però dopo l'anno scorso stanno un po' così. Tifo la squadra più forte d'Italia, finalista della Champions League, e allora sei proprio tu e che bello, a questo punto, proprio tu da interista vieni allora sei d'accordo con Oriali e ti diamo ragione, dovete vincere voi lo scudetto, se no è fallimento, siete voi in prima fila di Formula 1. Fate attenzione, prendetevi un kivu per il mal di testa, qualora le cose non dovessero subito andare bene, magari nuovi acquisti, perché adesso deve partire subito Susic, che Çalhanoğlu penso sia squalificato. E in difesa come avete risolto? È una domanda legittima, che chiedo scusa al resto della community, voglio parlare con l'interista perché mi interessa questa cosa. Tu sei convinto che Acerbi e De Vrij ancora un anno... e non c'era bisogno di un difensore centrale importante? Sto chiedendo proprio a un tifoso interista, proprio per faccia a faccia. Siamo io ci metto la faccia, tu ci metti una zucca. Però volevo sapere proprio da parte vostra, perché in attacco siete comunque fortissimi e nessuno lo mette in dubbio, le soluzioni ci sono e io ho messo secondi nella mia personale classifica. Ma in difesa non pensate che qualcosa vi serviva? Chiedo e aspetto. Secondo te quanto influisce a Napoli il potere di alcuni procacciatori, interi procuratori immagino, sulle opinioni di certi scribacchini? Penso molto. E quando dico molto faccio un complimento alla competenza di quelli che tu chiami scribacchini, nel senso giornalisti che spesso danno delle opinioni che a noi possono far storcere un po' il naso, dici, ma capisti in questa partita che non mi sembra così, perché i voti sono così diversi quando le prestazioni sono simili, perché uno viene più preso di mira e l'altro viene sempre perdonato? Quando succedono queste cose qua io tendo a pensare, e non credo di aver torto ma posso sbagliarmi, che alle volte più che non saper vedere la partita, sarebbe grave se è proprio il loro lavoro, più che non saper vedere la partita è l'essere morbidi in un certo senso rispetto che a un altro, e quindi il tuo giudizio, che poi va a influenzare, volenti o nolenti, il giudizio dei tifosi, dipende un po' da quello. Bastoni, Acerbi, Pavà con Carlos Augusto, De Vrij, Bissek in panchina, poi avete Juan Jesus, 64 anni e Beuke, ma Oriali ha ragione. Oriali ha sempre ragione, amico mio, non ha ragione. Oriali è bellissimo e ha sempre ragione. E tu, che Oriali poi è cuore Inter, lo dovresti sapere, dovresti con noi gridare quanto è bello Oriali, che non lo sai probabilmente, ma è il nostro slogan. E mi hai ripetuto la panchina, a parte che Pavard aveva un'offerta, non lo so, se lo trattenete un altro anno Pavard lo può fare, però ancora Acerbi, ma Acerbi tiene 40 anni, Carlos Augusto sì, però Carlos Augusto potrebbe servire anche a sinistra se poi avete venduto Zalewski, e quindi per far rifiatare un po' di Marco, che a quanto mi dicono 60 minuti dura e poi lo devi far rifiatare. Bissek sì, sicuramente può fare un po' più di minuti, De Vrij anche lui ha la sua età,
Noi abbiamo Juan Jesus, lo so, e infatti si sta comportando molto bene, a dispetto di quello che... Juan Jesus era con l'Inter che non andava bene, con Napoli è andato molto meglio che con l'Inter che con la Roma. Gol clamoroso di Bonazzoli. Chi ha schierato Bonazzoli è un mago. Maignan incazzato, ma Bonazzoli incredibile. Quanti muscoli ha Baschirotti, gol da figurina Panini. Ragazzi, ma che mi state dicendo? Che mi dite mai? Cioè la Cremonese che io metto ultima in classifica, lo sta perché ho fatto la classifica, ultima in classifica nella previsione che si deve fare, perché ogni youtuber la deve fare, se no si nisciuna, fa 2 gol a San Siro alla prima giornata. Ma cosa mi dite mai? Poi c'è tutto il tempo per il Milan per recuperare. Ma come Bonazzoli? Alla McTominay contro il Cagliari. Bello, quindi sforbiciata. Attenzione alle mani di Bissek, che se no finisce a Pedro. C'ha ragione. I like, Giampiero ha ragione. Io non so quanti like ci stanno. Oltretutto mi sono ricordato, che adesso devo ricordarmi, che queste live post partita che io voglio fare subito dopo a caldo, perché voglio sentire le vostre cose così, però mi rendo conto dai numeri che c'erano più gente collegata con il Catanzaro. Perché? Perché quando poi ci sono le altre partite, molti vogliono vedersi le altre partite per interessi fantacalcistici oppure per altre cose che fare, eccetera eccetera. Quindi considero la possibilità che, anche se si gioca alle 6, di far partire la live intorno alle 10:30, perché avrebbe più senso per il canale, perché vi vedo che non ci sono i like necessari. Non ci sono i like necessari e io ho creato una barra. The bar is high. I set up this bar and the bar has to be like the assist di Pezzella. Con tutto il rispetto. Did you say something? Ah, ok. Con tutto il rispetto, per quanto possa essere scarsa la Cremonese, la sola presenza di Nicola la mettono al massimo al penultimo. No, sotto questo punto di vista hai ragione. Io non ho considerato Nicola che è il mago delle salvezze, cioè, piace forse di più se subentra in corsa, eccetera eccetera, però è giusto che abbia la chance di lavorare con un po' più di continuità dall'inizio. Hai ragione. Però ho fatto una considerazione di rosa e le altre mi sembravano un pochino attrezzate meglio. Forse il Verona, ecco, posso mettere il Verona sotto per come non mi è piaciuto il modo in cui il campetto è strutturato. Posso mettere il Verona sotto. La Cremonese non mi aspettavo. E poi c'è un inizio pure difficile con le partite. Però se salutaci peggio. Cioè se partono bene, guadagnano un po' di fiducia, perché no? Possibilità di cambiare modulo con l'inserimento di 2 esterni come Lang e Neres per me può incidere molto. Sì, caro Nicola, ovviamente, considerando che questa partita, ecco, il gaming, no? La mia simulazione sul canale Game Fluizot. No, nel senso che questa partita è andato tutto bene, cioè l'hai sbloccata nel primo tempo, hai continuato ad attaccare, hai segnato il secondo gol nel secondo tempo, hai mantenuto il distacco, è arrivato anche l'espulsione, non hai dovuto cambiare l'assetto per vincerla o per recuperare. Sicuramente, come ho fatto io, ho messo Lang subito perché stavo in pareggio io, sicuramente l'ipotesi di avere poi 2 che ti possono scompaginare e creare superiorità numerica su entrambe le fasce, sicuramente è un'opzione che Napoli può tenere presente nel momento in cui ti vuoi sbilanciare ancora un po' di più, ti devi sbilanciare ancora un po' di più, se la partita è ancora bloccata o se devi recuperare un gol che magari hai subito. Secondo me questa è una cosa che Conte tiene ben presente, invece di fare dei cambi uomo su uomo come è stato Neres Politano, tu ce lo puoi aggiungere uno e magari trovi l'equilibrio da qualche altra parte. The coffee at the high bar. Ma ragazzi, la vedete la situazione del Milan? Questi fanno la fine del trap. Mario, non mi far prendere delle libertà, non farmi come si dice, esporre, ecco, non farmi esporre, non farmi
prendere delle posizioni troppo presto. Troppo presto, è troppo presto. Entra Dobbik, il tuo amore. Ma lo segni pure Dobbik. È capace. Entra Dobbik. Non mi fare esporre, Mario, perché poi mi prendo collera. Il Milan non ha le coppe e deve sta fermi. Il Milan come il Napoli. Il Napoli ha perso la prima con il Verona 3-0. Il Milan, fai conto che ma poi la recupera. Fai conto che perdono 1-2, meglio del Napoli. Sono andati meglio perché un gol hanno fatto e ne hanno subito uno di meno. Quindi restano favoritissimi per andare fino in fondo per lo scudetto, perché non hanno le coppe, perché hanno l'allenatore credibile, e quindi si devono prendere tutte le responsabilità, tutta la pressione, uguale al Napoli. Anche il Napoli ha sbagliato la prima e poi hanno vinto lo scudetto ai danni dell'amico interista che stava qua. Sorloth a me piace, non so chi me lo stava scrivendo, Alessandro. Sorloth a me piace. A me piace perché, ecco, rispetto a un Dobbik, Sorloth lo vedo più con quella elasticità, perché è una punta grossa, così, però è uno che si adatta alla presenza di Holland in nazionale e fa anche l'esterno, si mette a girare intorno, eccetera, eccetera, pur essendo bello grosso. Quindi è uno che sicuramente ha quell'elasticità mentale di adattarsi a seconda delle caratteristiche anche dei compagni. Poi me lo vado a rivedere meglio, vado a studiare meglio le caratteristiche, solo se poi effettivamente è un nome che diventa così. Però se è un po' più là con l'età, non lo so se il Napoli vuole fare questo tipo di discorso. Ricordatevi che l'Inter non fallerà mai, voi siete una squadra senza storia e trofei, siete piccoli, noi abbiamo il potere. Vabbè, mi hai un pochino scocciato a questo punto, perché poi non diventa una cosa tra me e te. Avrai 11 anni, spero per te che avrai 11 anni, che non conosci la storia di chi. Noi non abbiamo una grande storia a livello di scudetti vinti, eccetera, eccetera. Noi abbiamo avuto però solo il più grande giocatore al mondo. E là ci dovete stare. Dovete starvi tutti, vi dovete stare voi dell'Inter, forse sì, l'Inter ha avuto il Ronaldo, il fenomeno che ho apprezzato tantissimo, ma non è mai a livello, cioè è tra i giocatori che, ecco, se vuoi mettere in mezzo Cristiano Ronaldo, Messi, così, Ronaldo il fenomeno può dire la sua tranquillamente, ma con Maradona la vita sta, e vi dovete stare completamente. Non ti permettere di scrivere cose acerbiste, perché proprio tu da acerbismo me lo aspetto su Maradona in questo momento qua, perché fai un volo fuori dalla live, perché Fabio è pronto col click pronto. L'Inter non fallerà mai, è una cosa che non va a tuo favore, amico mio, non va a tuo favore, perché vuol dire che c'è qualcosa sotto. Se voi potete fare e disfare e vi permettono di fare e disfare, quando invece altre squadre per molto meno rispetto a quello che fate voi vengono mandate in serie minori, vengono fatte fallire. Quindi io spero veramente che tu abbia 11 anni e non voglio accanirmi contro di te, ma questa cosa non depone a vostro favore. È peggio, vuol dire c'è qualcosa che non va. Quindi stai buono. Già è volato? Ok. Vabbè. Tanto poteva sentirmi, anche se non poteva parlare. Va bene così. Allora, ragazzi, io penso che ci siamo quasi. Lancio l'invito, il link per chi vuole entrare, magari per un saluto volante, rispetto per Fabio. No, hai ragione, però capirete che mi dà la possibilità, certi interventi mi danno la possibilità di ribadire dei concetti, che ci sia o non ci sia un interlocutore. Quando poi fai un autogol, perché quello era un autogol, e io riprendo il pallone dalla porta e lo ributto in porta in tap-in, perché mi dai un assist per mettere le cose in chiaro. Quindi ascolto il tuo audio subito, caro Tore, immediatamente, sono a tua disposizione, mi sposto e clicco. Ma comunque, cioè, voi vi rendete conto di ma che vende poco in Napoli? Cioè, voi ve l'avete fatta capace? Io no, io ancora, cioè, dico, ma come in Napoli che vende Bruyne? Ma veramente? Cioè, veramente? No, non può essere. Cioè, veramente io, cioè, oggi visto che vende Bruyne in Napoli e ha segnato pure.
E ti dirò, caro Valanga, questo era proprio il classico acquisto che di solito fa l'Inter. Facci caso, storicamente, che si vanno a pigliare i giocatori di un grande status, di grande nome, che però magari più in là con gli anni, eccetera, eccetera, e comunque in Italia vengono finiscono per fare la differenza, perché in Italia fanno la differenza. E invece no! L'abbiamo pigliato noi, e se permettete, per una volta, lasciatecelo godere. Lasciatecelo godere alla grande. Allora, ho preso il link, lancio il link nel canale Telegram, perché voi sapete la differenza tra il gruppo Telegram e il canale Telegram. Il canale Telegram è quello che io utilizzo per le notifiche, per dare il boost iniziale al video, altrimenti la campanellina non sempre funziona. Quindi se voi siete iscritti al canale Telegram, trovate in questo momento il link per entrare nella live a salutarci, se volete farlo. Aspettiamo giusto questa decina di minuti e poi ci diamo un bacio. Kevin De Bruyne. I top non prendono quelli di 34 anni. Hai ragione. Chi l'ha detto sta cosa? Marotta? Chi l'ha detto? Non mi ricordo chi l'aveva detto. No, qualcuno, qualche giornalista. vedi, poi l'ha scatenato. Non l'ho pensato nemmeno per un secondo. Dovreste la stessa reazione di mio padre. Ma chi si occupa con Napoli? Ma è una cosa bellissima. È una cosa bellissima. E nonostante il gol, comunque io quando ho giocato, quando ho fatto la simulazione a Gittazzo, veramente De Bruyne, è una cosa incredibile. E vederlo anche segnare così. È uscito Modric, non ha segnato. Io questo aspettavo. Aspettavo di capire se insieme a De Bruyne anche Modric avrebbe potuto, senza che mi perdo, mi sposto un attimo di qua e faccio entrare i Fablo 4. No, aspetta, errore mio, mi sposto di qua e poi ti aggiungo, e insieme a Fabio alla grande pure Mario. Buonasera. Che trio gigante. Che qualità. Non si sente un cazzo. Ripeti, Fabio, perché non sento. Kevin De Bruyne. Ah, ok. No, io comunque volevo sottolineare sull'audio editore che le big non prendono quelli di 34 anni, i veri top club. Mi ricordi chi l'ha detto? Aspetta, chi era? Te lo ricordi, Fabio? Palmieri. Tancredi Era Palmieri, bravo, Palmieri. Pino. No, resta Landscape. Ok. Fabietto, che mi dici? Vale, come sta in primis? Benvenuti a tutti, un saluto a te, a Mario, vedo Nick, perché giustamente con Nick tutti i secondi parliamo e ci confrontiamo. Buon campionato a tutti, ragazzi, come dicevo prima. Ragazzi, non mi vedete bene? Ti sentiamo però, ecco, adesso ti vediamo anche. No, ti vediamo pure, Nick. Mi vedete bene? Sì. Ok, allora il mio telefono che si è... Prego, vi ascolto. Vai, Vado? Vai, Fabio. Niente, Vale, io come tu sai è un po' di tempo che facevo, ho visto che ne hanno parlato tanti youtuber, quindi voglio diciamo, introdurre l'argomento perché giustamente tu non l'hai fatto perché notizie diciamo, di scarso valore noi qua non le trattiamo, però diciamo questo è un invito più che altro a ragionare perché comunque il fatto di DAZN non se ne poteva più, che in Francia hanno messo i blocchi per gli scioperi a 15 euro, guardano tutto. In Spagna 24,99 hanno Champions, Premier League, Serie A. In Svizzera, che è il paese più caro del mondo, 45 euro, vedi tutto senza obbligo di dispositivi, invece come sta in Italia. E come ben sai, hanno fatto questa dei 10 euro, io me la so fatta, ma giusto perché io sono anni che ne parlavo qua sul canale. Comunque è vero, hanno ascoltato Fabio, era una vita che Fabio e tu mi sei per testimone. Ho sempre detto io voglio solo guardare il Napoli, ma solo guardare il Napoli significa che dal 1 gennaio al 31 dicembre io voglio guardare tutte le partite del Napoli, compresa amichevole, Champions, no? Che bisogna fare 47 abbonamenti
Uno può guardare Valerio Frutti, uno può guardare Nesca, un altro può guardare a chi no, non ce ne abbiamo più, c'ho YouTube. Vabbè, a parte adesso la battuta. Sono contento di questo fatto che hanno messo a 10 euro, però la polemica ormai è scoppiata e quando scoppiano le polemiche allora possiamo legarci noi, perché comunque noi parliamo del Napoli, di quello che c'è, ma purtroppo di Stai facendo la fine Guido. in Italia è l'unico modo. Esatto, è l'unico modo per guardare le partite, no? Spero che i ragazzi abbiano seguito e che comunque sia abbiano un commento anche per questo, perché è importante. Senza dubbio, ti ringrazio. Do il benvenuto anche a Giampiero e a Massimo altro... Come ti chiami? Beresischi. Ma... Ah no, è zappato. Dimmi tutto, Mario. Che ricordo quella partita con la Cremonese e ci rovinò la Coppa Italia, gran partita di Beresischi. Bravo, l'unica volta che giocò, mamma mia. Sì, vabbè. Grande rigore di Lobotka, perché poi quell'anno con i rigori siamo stati tanto fortunati, no? Comunque signori, io sono contento. Io ho visto un gran Napoli oggi, sono contento. Mo ci sono tante cose da migliorare, però si vede che la squadra è forte, che la squadra è pronta. Io ma è una cosa che ve la confido tra di noi, no? Io e mio padre abbiamo deciso che il 28 maggio abbiamo... Scusatemi signori. Che sta succedendo? Il Bernardeschi? No, sentite il Bernardeschi. Io sono in live, bene, no? Salutatemi. Il bello della diretta. Un abbraccio. Il bello della diretta. No, comunque stavo dicendo che il 28 maggio io e mio padre siamo a Budapest. Qualunque cosa succeda, io ve lo dico tra di noi. Va bene, Io lo dico tra di noi, ma così è una roba. Fai comunque un'ottima esperienza, un ottimo viaggio e una cosa che a ti vedere fa... la città, ma che fa vada crescere. vai a vedere una bella partita. È cultura, è sicuramente tutta cultura e lo raccogliamo, l'hai detto tu per primo. Giampiero. Ciao, non so se avete parlato di Anghissà che è stato dominante. Sì, l'abbiamo accennato, ma vai. Sono entrato vai dopo. liscio. Vai E liscio Lucca? perché... E Lucca, come vi è sembrato? Luca ha cominciato a fare quel lavoro di Lukaku, non è ancora a quel livello probabilmente, però se riprende i falli non mi aspetto niente di diverso e la sua presenza in aria comunque dà fastidio ai difensori e permette gli inserimenti degli altri, quindi sotto questo punto di vista credo che sia funzionale. Vale, io ho pensato una cosa, che questo è un modulo molto efficace per Lukaku, questo modo di giocare, sì, con i 4 che entrano, e secondo me è un modulo che era stato disegnato per Lukaku. Ora Luca ci si deve abituare. Esatto. Ma io non l'ho visto male. Ho sentito un po' di critiche ed è un po' il discorso che la piazza sta diventando un po' i tifosi del Real Madrid certe volte. Questo è vero, Mario. Questo è vero. Però in generale io non l'ho visto male. Deve migliorare. Era stato preso per il fare il secondo e purtroppo è successo quello che è successo, però ora vediamo, ragazzi. No, per essere scostumato. A Napoli siamo abituati da un po' di tempo a questa parte, là davanti, ad avere gente come Higuain, Osimhen, Cavani, eccetera. No, io parlo dell'attacco. È chiaro, abbiamo avuto dei bomber incredibili. E quando non avevamo... Quindi è difficile farci piacere subito magari un giocatore che viene dall'Udinese, che magari diventerà pure più forte di questi qua, me lo auguro. Ma Fabio, ma come lo stesso Lukaku che comunque ha avuto il suo pure impatto. Koulibaly, vabbè, io ti faccio l'esempio di Koulibaly, capito? Diciamo, okay. No, nel senso sui bomber. Vai Tore.
No, dicevo, devi dire che abbiamo avuto anche la fortuna di cadere in piedi nel momento in cui il bomber, la punta di ruolo, Era venuto... era venuto a mancare e ci siamo ritrovati con Mertens che... Pazzesco. Ma Luke non è Mertens. Voglio No, rispondere, questi sì, voglio rispondere a Stefanuk, mi faccio dare una mano anche da Fabio. Da quello che ho capito, Stefanuk, il 10 euro è l'offerta scontata di quello che avevano proposto da Zon per farti vedere solo la tua squadra, cioè non vedi tutta la Serie A, ma vedi solamente la tua squadra. Però ci aggiungiamo, e Fabio mi devi dare conferma di questo, che questi 10 euro valgono per i primi 12 mesi, dopodiché scatta il prezzo, quello dei 30, dei 29, se non sbaglio. Ma solo per gli ex clienti, vale, aggiungilo, perché i 30, i 29,90 per i nuovi clienti guardando solo la tua squadra del cuore si può fare. Esatto. Invece questo del 9,90 è scontato per gli ex clienti da Zone, nel senso che in passato già ha avuto Per riprenderseli. un account da Zone per riprendere. L'hanno fatto per i primi 50.000 che facevano, diciamo, che aderivano a questa offerta, e in più c'è l'obbligo tra 12 mesi che ho già annullato del prezzo maggiorato a 29,90. Esatto, e se poi quando lo annulli comunque poi scatta il prezzo quell'altro e non te lo fanno. No, io pago per 12 mesi. Il problema è proprio questa imposizione che mette da Zone, perché io Paramount Plus lo disdico in qualsiasi momento. Invece l'anno prossimo devo pagare luglio, agosto 20 euro così, perché da Zone è messo in bagno. Senza guardare neanche le partite, perché poi luglio e agosto le partite non ci sono e neanche le amichevoli. Nick, non so perché, penso che deve essere una questione di impostazione quando accetti la live nel tuo telefono. Vale, fagli riavviare il cellulare, Ma io tra un po' chiudo tutto, quindi io gli mando un bacio. Signori, vado via anch'io, Va bene. Ciao Mario, comunque sì, ho colto il tuo... Le top non prendono giocatori da 34 anni. È vero, ma se non sbaglio la Juve prese soprattutto Cristiano Ronaldo che non era 34enne, mi sa che aveva... No, 12 36, 36, 12 ne aveva. Era un giovane... No, 36. Era un guagliuncello, hai ragione Mario. Era il culto. Era un guagliuncello con Matteo. Esatto. Signori, io vi saluto. Ciao Mario. È stato un piacere passare. Ti vedo Forza bene. Napoli sempre. Bravo. Sempre. Ciao. Un abbraccione. Vale, se mi dai 30 secondi poi saluto pure io, ho bisogno di fare un mini sfogo. Vai. Se me lo permetti, per quanto riguarda lo stadio Maradona, perché sono due problematiche ma antiche che sono sempre, diciamo, attuali, ovvero l'acquisto di biglietti sia in casa che in trasferta di lo stadio Maradona, perché ormai stiamo solo in trasferta. Fabio, fermati un attimo. Fabio, stai laggando da paura e ti si sente male. Veramente peggio di Guido. Secondo me devi spostare un'altra parte perché comunque sei molto molto laggoso. Adesso mi sentite meglio? Sì. Forse. Ok. Se mi blocco, avvisarmi che esce dentro, però nel Faccio caso così. Faccio così, la seconda motivazione che volevo portare alla luce è per gli amici nostri disabili, perché c'è stata una vera e propria ondata di richieste di biglietti per queste, diciamo, per determinati tifosi non possono andare allo stadio, perché lo stadio Maradona non è accogliente per queste persone, e questa è una vergogna, soprattutto perché siamo la squadra campione d'Italia e lo stadio Maradona deve essere inserito per gli europei, perché poi, essendo Napoli che si giugiolano proprio, come diceva Valerio, per quanto riguarda la Coppa America e tutto il livello alto che sta raggiungendo la città, però non è possibile che una squadra campione d'Italia non abbia un accesso per i disabili, per persone che purtroppo già nella vita di tutti i giorni soffrono e vengono trattati per ultimi. Io sinceramente lo dico con la pelle d'oca, perché è inammissibile. Io spero che qualcuno riporti al Napoli, perché Manfredi ha avuto già problemi con tante personalità
che non faccio nomi solamente per privacy e poi nel caso si vedrà, ma personalità forti del calcio, perdonate, sport in Campania e sport italiano. È inammissibile e vergognoso. Forza Napoli, voglio. Infrastrutture da noi, cioè a Napoli stanno ancora sbagliate sotto questi aspetti. Un abbraccio Fabio, hai fatto bene, perché ovviamente questi sono tutti argomenti che io abbraccerei con grande sensibilità, ma non essendo lì, non vivendo lo stadio, faccio fatica ovviamente a viverli in prima persona e quindi mi servono le testimonianze di chi è più vicino a tutto questo. Giampiero, qualche altro spunto, qualche commento, un saluto? Fai tu. Niente, volevo dire, ma Guido non c'è. Dimmi? Guido non c'è. Guido ci ha lasciato un saluto a metà live, se torna indietro, Sì, a un certo punto a metà della live c'era un saluto. E ci raggiungerà appena finisce le sue serate cinematografiche. No, niente, volevo parlare di Luca perché è costato tanto e magari è presto per giudicarlo, no? Non ti convince tantissimo? No, sembra un giocatore da 10 milioni da tenere. Guarda, se parliamo di prezzi, io sono d'accordo con te. Questi giocatori qua di solito raggiungevano i 10-15, adesso è tutto gonfiatissimo. Ma eventualmente Højlund ti piace come soluzione? Non lo conosco bene. Ok. Però ne prenderesti un altro, questo mi sembra di capire. Sì, perché sicuramente o comunque doveva essere un secondo per chiarissimo. non deve essere un primo. Grazie mille Giampiero. Grazie a te. Un abbraccio. Grazie, un abbraccio anche a te. Una cosa, scusami, no, volevo dire una cosa veloce. Mi Vai. ha fatto piacere rivedere Gilmour in campo. Bro, Gilmour. ma ti fermo subito. A parte che era ovvio che era Gilmour, eccetera, non era ma com'è possibile che nessuno ce l'ha mai detta a Conte, che l'ha chiamato Gilmour per un anno? Ma che cacchio ne so? Proprio Cioè, qualcuno... ma nemmeno lui! Ma bastava guardare quello dove ha giocato nel Brighton. Nel Brighton. Cioè, l'attino la devi pronunciare, deve essere ad essere annuzzato in gara. Brighton, capito? Brighton. E basta ascoltare un'intervista. E quando il giornalista inglese lo nomina, dice Gilmour. È così. E poi hanno fatto adesso anche loro la cosa che si usa a fare in Inghilterra con i giocatori che dicono le loro pronunce. Esatto. E adesso l'ha fatto pure il Napoli e quindi non c'è più dubbio. Vai, ti ho interrotto. No, l'unica cosa, volevo fare un attimo, mi permetto di fare le veci di Guido e dire mancano 9 giorni, 7 giorni lavorativi. Meno 9, mamma mia. A tutto questo. Beh, io poi non mi voglio accanire, non mi vorrò accanire e faremo... No, Però non so se tu ti ricordi, io dissi, io un video già l'ho fatto. Lo feci, cioè, lo devo solamente postare. Esatto. Cioè, avrò un taglio di capelli diverso, probabilmente. Può essere. Dove ma ti bacio? a raccecca d'America, capite? Non può caccare, non può calla. Quando fa bene, quando fa male si deve dire. Bastava non farsi il debito con la bocca nel dire ci metto ma la è un faccia. vizio che non si è ancora ruato. Ogni tanto dovrebbe da bocca se la da sempre fa. Comunque, vabbè. Comunque, grazie De Laurentiis. Grazie De Laurentiis comunque. Che stavo pariando. Apprezziamo che hai pigliato a Kevin De Bruyne. Grande, Tore, ti abbraccio forte. Ciao, io. Have a good night. Grande, esatto, la prima pietra potrebbe essere cosa là, come si chiama? La cantante Sina Preta, non mi ricordo più come si chiama. Insomma ragazzi, siamo nei minuti di recupero, 90esimo più 4, ne hanno dato 4, quindi aspettiamo il pareggio del Milan e poi alla fine della partita ci salutiamo, io mi risposto nella situazione della scena di base. Rose Villain, bravo Phoenix. Non mi veniva mai perché poi io penso ai capelli blu e mi viene Blue Villain, ma lei è Rose. Mi posso rispostare in questa zona
dove però ci devo stare io, non ci devo stare questa cosa offline. Esatto, il bacillo che sto facendo. Ma va bene così, ragazzi, come prima live va più che... Perché? Remove from scene. No. È come se fosse rimasto... Fabio Versatile. Ti faccio piccolo. Ci posto di qua. Esatto, i potenti mezzi. E queste, contiamo il finale. Io potrei anche metterla, però poi andiamo. Siamo al... Sta arrivando Baschirotto fenomenale, il bello della diretta. Sì, amico mio, io poi Stramonio l'ho spiegato agli amici bellini. Io tenevo questa fissazione di fare le live perfette, senza un'interruzione, senza un problema di lag. Poi semplicemente mi sono guardato allo specchio e dico: io non sto in uno studio televisivo, questa è la mia umile casetta, e con i problemi che si possono avere, con computer che vanno aggiornati e situazioni tecniche non facili, io sto spingendo al massimo. Quindi uno lo capisce, io lo devo capire per primo. Voi non mi avete mai fatto problemi come community, eccetera, ma io devo capire per primo che ci sono dei limiti, che si cerca di migliorare, di crescere, è l'unica cosa che conta, ma la perfezione non è di questo mondo, altrimenti che palle. E quindi, non essendo io una TV, ogni tanto le cose possono succedere e non c'è problema. Quali saranno le prime reazioni su Allegri dopo questa partita? Te lo dico subito, Perrone. Anche il Napoli, quelli che lo vorranno difendere, anche il Napoli di Conte ha perso la prima partita contro il Verona e poi ha vinto lo scudetto. Lo sentirete al 100%. E ti dico anche una cosa: lo avremmo sentito anche per il Napoli se il Napoli avesse steccato il Sassuolo. Abbiamo perso anche l'anno scorso e poi le cose si sono aggiustate. Date tempo al tempo, eccetera, eccetera. Dare tempo al tempo, e io credo che il Milan farà di tutto, perché non è Fonseca, non è quell'altro che poi con Seisao, che sono stati visti male, non sono stati protetti. Questo qua è più pesante a livello mediatico. Però ci aggiungo anche una cosa: è pesante a livello mediatico, con le amicizie, con quello che si porta, però a livello di tifoseria Allegri divide, perché finché poi ti porta il risultato tu ti turi il naso che magari non hai visto un gran gioco, quello che vuoi tu, cosa che onestamente io con Conte intravedo e vedo. Allegri aspetto di vedere dei miglioramenti, ma il tifoso come lo mantieni se non ti arriva il risultato? Allora finché è così va benissimo, ma diranno quelli che lo vorranno proteggere, diranno quello, quelli che invece lo vorranno sarà una tragedia, e ci sarà da divertirsi sotto questo punto di vista. Atletico di Madrid 1-1, proprio Sorlot, per questo me ne parlavate. È finita, signori. Bentornato Max. La Cremonese non aveva mai vinto alla prima giornata di Serie A, magico. Noi abbiamo perso la prima l'anno scorso e poi abbiamo vinto lo scudetto. Ovviamente succede raramente, ma al di là del fatto che succede raramente, Enzo, noi sapevamo di partire con un handicap importante di un mercato che non era stato completato. Ora, anche il Milan potrebbe dire la stessa cosa, nel senso che forse aspettano un rinforzo in attacco, il discorso di Boniface o Boniface, altri discorsi così, appresso a Vlahovic, che però non si può fare. Il resto delle cose, bene o male, le hanno fatte. Io non mi aspetto 3 colpi in stile Neres, Lukaku, McTominay per il Milan a fine mercato, perché Ricci lo hanno preso, Modric lo hanno preso, Estupignano lo hanno preso, Gimenez l'avevano preso l'anno scorso e adesso ci devi puntare in qualche modo. Yashari l'hanno preso, chi altro più? E adesso stanno parlando sulla punta, ma non si parla di altri difensori, non si parla di altre cose, quindi forse l'esterno destro, uno che faccia la spola con Saelemaekers, ma l'avevano preso poi alla fine il terzino, stavano cercando un terzino. Mi informerò. L'ha fatto, esatto, proprio quello che sto dicendo, che ti sto dicendo. Ha perso Musata, ha perso di Musata, esattamente. Gimenez hanno cacciato 40 milioni, ma è una pippa. Ma infatti sì, è assurdo che non si trovi il modo. Poi io accetto se mi dicono non è il prototipo di attaccante per Allegri, lo posso accettare, perché magari uno vuole delle caratteristiche specifiche così.
ma non lo è neanche Leao, che poi vuoi usare Leao, Pulisic punta e anche là ti stai inventando una cosa, cioè di contropiede, di folate, ma non di costruzione di un giocatore che ti fa perno e ti fa regia. Ma ne parleremo sicuramente, ci sarà tempo di farlo. Intanto noi 3 punti avanti, loro 0 punti, e non è male partire così. La Roma ha vinto e quindi già si cominciano a fare, si tirano le somme alla prima giornata, già, manco metà prima giornata, già possiamo tirare le somme. Gasperini grande impatto e Allegri no. Da New York, Valerio come non si sente bene? Non lo so, Angela, se sta recuperando cose antiche. Lasciate i like finali, vi abbraccio, e quelli che sono rimasti, c'è la sigla finale, però io spero che vi piaccia, perché pure questa è breve e potrebbe piacere o meno. Poi ci lavoro su tutte queste cose. Io questa live me la devo rivedere per aggiustare le cose tecniche che si possono fare, e va. Amici belli nella ribalta, poi è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sai, poco. Allora, forse la sigla finale è meglio pure di quella iniziale. Non lo so, mo ci ragiono. Un abbraccio, voglio, ha segnato McTominay, ha segnato De Bruyne.